Bentrovati con la nostra 11ª stagione di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ritorniamo in diretta puntualmente ogni martedì sera alle 21 qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, e ancora una volta racconteremo per tutta questa prossima stagione il calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Ospite di questa prima puntata il presidente vincente della Nissa, ovvero Arialdo Giammusso, che ritrovo con tanto piacere perché insomma ci siamo visti l'ultima volta ai Penalty Awards, dove hai ottenuto un successo stratosferico, a parte con la vittoria proprio del premio, ma anche con la tua bella esibizione canora. Grazie, ma io mi devo complimentare soprattutto per te, per il bell'evento che hai organizzato di livello veramente nazionale. Cioè, è una manifestazione che sta diventando ormai un punto di riferimento. Una location bellissima, storica, piena di fascino, ma poi un'organizzazione che devo dire mi ha lasciato stupito. Io so che sai fare le cose per bene, però veramente sono rimasto molto sorpreso. Allora Arialdo, parliamo di questa Nissa e poi inizieremo a parlare anche del campionato di Serie D. Parliamo di questa Nissa che insomma ha iniziato, ha sprombattuto domenica il pareggio con l'Unitas Sciacca, ma precedentemente 3 partite vinte anche in campi difficili. Chiaramente era come volevamo partire. Noi in 7 partite abbiamo fatto 5 vittorie e 2 pareggi, penso che sia una buona... Certo, c'è di mezzo anche la Coppa Sicilia. C'è anche a mezzo la Coppa Italia-Sicilia, però chiaramente stiamo facendo quelli per cui abbiamo costruito la squadra ad inizio campionato, un campionato di vertice. Alla fine non è detto che arriveremo primi, però siamo lì. Dobbiamo essere sempre lì. Chi inizia bene generalmente, non dico che finisce benissimo, però sicuramente prenderà delle belle soddisfazioni. Chiaramente, iniziare bene è importante, bisogna anche continuare bene. Tra l'altro all'interno della vostra società nuovi dirigenti e nuovi progetti legati al marketing che vedo di enorme interesse, perché è partita anche un'accademia. Spiegaci questa ennesima tua follia. Ho voluto all'interno della Nissa Giovanni Russo, il dottor Giovanni Russo, che è un esperto di marketing dello sport. Lui opera in Serie A2 con l'Orlandina Basket, nel Vicenza Volley, in Serie A, quindi una persona di Caltanissetta, un mio amico storico, però che ha grandissime capacità, insegna a Tor Vergata all'università marketing dello sport. Quindi è un professionista che ci sta dando veramente una mano. L'Academy Nissa si rivolge sia dal punto di vista calcistico, dobbiamo lì ancora lavorarci tanto per il settore giovanile, ma anche estendere quello che è il concetto del calcio anche alle scuole, cioè quelli che sono i principi fondamentali del marketing calcistico, il marketing sportivo, estenderlo alle scuole. Quindi cosa abbiamo pensato? Di coinvolgere in questo caso il primo istituto, il liceo scientifico sportivo, e prendere 4 classi e fargli gestire la pagina Instagram della Nissa e con loro lavorare, fare loro delle lezioni di marketing dello sport. Quindi giovani che si avvicinano sempre di più ad un progetto che ha un grande respiro. Chiaramente, perché la Nissa non esisteva più da quasi 10 anni, quindi per noi è molto faticoso di nuovo fare reinnamorare la città della squadra di calcio. Dovete riconquistare il cuore dei locali. Dei nisseni, e noi lo stiamo facendo con tantissime altre iniziative che sono a supporto del business core, diciamo, che è il calcio. Certo, assolutamente. Ma dal punto di vista commerciale questo progetto è stato accolto bene dai vostri partner? Si sentono coinvolti in prima persona? Dei partner importanti, una catena nazionale, internazionale di ristorazione che ci sta supportando e con la quale ai nostri partner non abbiamo proposto la solita sponsorizzazione, ma uno scambio di benefici. Cioè loro ci fanno da sponsor, certo, ma noi offriamo loro, certo, con dei benefit attraverso incentivando i nostri tifosi ad andare a utilizzare. Sarà una strada lunga?
Presidente? È una strada lunga, faticosa e chiaramente con la testa che ho io e hanno tutti i dirigenti della Nissa la porteremo in porto nella maniera migliore. I presupposti sono quelli giusti, quindi credo che sotto questo punto di vista la tua organizzazione darà i frutti ben sperati. Chiaramente è una bella organizzazione, io ringrazio tutti coloro che mi collaborano perché hanno capito bene a che cosa dobbiamo arrivare. Ritorneremo a parlare della Nissa tra poco, adesso invece apriamo subito la parentesi dedicata al campionato di Serie D. Si è giocata la terza giornata del campionato di Serie D, guardiamo subito i risultati. Cavese 1919 batte Santa Maria Cilento 1-0, Città di Aciriale rende calcio 0-0, Città di Sant'Agata batte San Cataldese 2-0, rinviata per Covid la partita Cittanova-Trapani, Lamezia che perde in casa contro il Castrovillari 3-1, pareggio tra Gelbison e Licata, anche la vittoria importantissima del Paternò 1-0 contro il Troina. Proseguendo, Portici batte Biancavilla 2-0, Real Aversa 1925 batte Giarre Calcio 1-0, San Luca batte FC Messina 1-0. In classifica abbiamo in testa anche una siciliana, parliamo del Paternò con 9 punti insieme al Portici, San Luca e Cavese, con 7 punti il Gelbison, con 6 Città di Sant'Agata e Real Aversa, 5 punti per il Città di Aciriale, 4 punti per il Santa Maria Cilento insieme a Licata e Lamezia Terme, 3 punti per Trapani, Biancavilla e Castrovillari, 1 punto per FC Messina e Rende ed infine con 0 punti Cittanova, Giarre, San Cataldese e Troina. Sottolineiamo anche che c'è da recuperare chiaramente la partita tra Cittanova e Trapani. Prossimo turno si gioca mercoledì 6 ottobre, questi gli incontri: Biancavilla-Gelbison, Castrovillari Portici 1906, Trapani Città di Aciriale che comunque è già stata rinviata a data da destinarsi, FC Messina Cittanova, Giarre 1946 Lamezia Terme, Licata San Luca, Santa Maria Cilento Paternò, Rende Calcio Città di Sant'Agata, San Cataldese Cavese 1919 ed infine Troina Real Aversa 1925. Beh, guardando il tabellino ci rendiamo conto che c'è già una prima partita da rinviare per il Covid. Come vi siete organizzati, non soltanto voi, ma in genere comunque tutte le squadre, anche e soprattutto del campionato di eccellenza? Chiaramente ci sono le regole che ci dà la FIGC e quella che il Green Pass è obbligatorio. È obbligatorio. Se i Green Pass, i ragazzi fanno tutti il vaccino, chiaramente i rischi sono sicuramente inferiori. Può darsi che c'è qualche ragazzo che non ha fatto il vaccino e utilizza il semplice Green Pass, però penso che quest'anno l'evento Covid sia di minore importanza rispetto allo scorso anno all'interno dei campionati. Sappiamo le sofferenze di tutti, indubbiamente. Parlando del campionato di Serie D, iniziamo subito a parlare di questa Cavese che vince in casa 1-0 contro il Santa Maria Cilento. Una Cavese che, diciamolo pure, in Serie D c'entra poco, no? L'abbiamo vista spesso nei campionati professionisti. Una grande squadra, Cava dei Tirreni, se non sbaglio. Cava dei Tirreni. Io ricordo ai tempi di Lamezia in Serie C2, certo. Andavamo a giocare lì, è stata sempre una bella squadra che sicuramente ambisce a ritornare dove era prima, come lo sta facendo la Nissa. Certo, fa piacere vedere in questo girone lì tantissime società blasonate, perché non dimentichiamo, abbiamo il Giarre, abbiamo anche il Licata, che comunque hanno rappresentato un punto di riferimento anche del calcio professionistico siciliano, no? E c'è anche il Trapani. In tempi di Covid, in tempi di crisi, tante squadre hanno trovato meno risorse per poter mantenere le categorie che avevano in passato, nelle quali meritano. Perché giustamente non è facile. Anche poi l'assenza di pubblico, anche il Licata quest'anno è penalizzato da uno stadio al quale non ha avuto le autorizzazioni per l'ingresso del pubblico, e chiaramente questo pesa all'interno di una società nel bilancio in maniera Tra poco determinante. ci parlerà anche dello stadio di Caltanissetta, che qualche problema, soprattutto sul terreno, mi hanno detto esiste, ma di questo ne parleremo tra poco, perché adesso ci guardiamo il servizio della vittoria appunto della Cavese 1-0 contro il Santa Maria Cilento. Benvenuti a Cavese Polisportiva Santa Maria, terza giornata del Girone I. Primo pallone della Cavese
che attaccherà da sinistra verso destra. Kosovan si accentra, tira, mira sbagliata. Attenzione, il pallone al centro, arriva alla conclusione, blocca Stagkos, Maggio la gira verso Giordano, il controllo con il petto, esce Paduano, ancora Cavese, il traversone, Koné, lavora un buon pallone, lo serve per Allegretti, Stagkos allontana, Fufue, primo squillo della Santa Maria. Attenzione, Koné va via sull'out di sinistra, al centro c'è Allegretti, lo serve Allegretti, il controllo, spara alto, il numero 10. Attenzione Kunzi, contropiede della Polisportiva Santa Maria, Kunzi, c'è Maggio, arriva anche Giordano, lo serve Kunzi, il piattone di prima, Paduano, salva la Cavese, attenzione, ancora la formazione cilentana, Kunzi. Attenzione Maggio, pallone ancora sui suoi piedi, Maggio tenta la conclusione, pallone sul fondo, Cavese, la testa di Koné, la traversa e arriva il fischio che manda le squadre a riposo sullo 0-0. Comincia il secondo tempo, primo pallone della Santa Maria di mister Nicoletti, Masullo, Paduano, attenzione, in due tempi blocca. Ancora il Santa Maria, buona la trama d'azione, Maio, il pallone per Giordano, vediamo se punta. Lo fa, si accentra Giordano, prova la conclusione, pallone fuori. Cavese, rimessa lunghissima, la testa di Fissore, attenzione il palo, si salva Stagkos. Ancora Cavese, pallone dentro per Diaz, bravo qui, l'estremo difensore greco in uscita. Santa Maria, Kunzi, il controllo, la conclusione, blocca Paduano. Masullo, il pallone dentro, allontana la difesa metelliana, Simonetti, attenzione, nulla di fatto. Carbonaro dentro per Allegretti, e arriva il gol della Cavese, proprio allo scadere. Triplice fischio del direttore di gara. Finisce 1-0 proprio allo scadere, vince la squadra di mister Ferrazzoli. Grossa prestazione. Ne usciamo con la consapevolezza di essere una squadra forte. Lo dicevo già in ritiro, lo stiamo confermando. Dobbiamo ricaricare subito le batterie e per fortuna che mercoledì si rigioca. Stare tranquilli, stare sereni e cercare di smaltire subito questa amarezza. Avevo la sensazione che il secondo tempo la potevamo anche vincere, però purtroppo, ripeto, che c'è stato questo episodio a 30 secondi dalla fine che ci è costato il punto, ci è costato avere tanta amarezza, però ripeto, rimane la prestazione, rimane la convinzione che stiamo costruendo qualcosa di importante subito sotto, testa bassa, e a lavorare già da domani per preparare la prossima sfida. A proposito di squadre blasonate, da non sottovalutare che nel girone I del campionato di Serie D abbiamo l'Aciriale, un Città di Aciriale che lo scorso anno zoppicava vistosamente nella seconda parte, quest'anno all'inizio sembravano portati a un progetto un po' più forte, intenso, quasi di prospettiva Lega Pro, ma i risultati un po' non certamente sono dalla loro parte. Hanno pareggiato adesso in casa contro il Rende, però io credo che una società blasonata deve avere, oltre al supporto del pubblico, anche e soprattutto un supporto economico fondamentale. Non so se sei d'accordo. Chiaramente nel calcio, oltre a saper scegliere i giocatori, bisogna avere anche i soldi per poterli contattare e metterli in rosa. È fondamentale il supporto. Io non conosco bene la questione della Cireale, però so che è una squadra che ha una buona organizzazione, un seguito anche considerevole di tifosi, ha un grande tifo che la segue, quindi penso che alla fine troveranno la quadra e riusciranno a far bene. Non sottovalutiamo mai la Cireale, che è una gran bella squadra. Assolutamente. Guardiamoci adesso le interviste post partita tra Città di Aciriale e Rende Calcio. Andiamo avanti, ci demoralizziamo, un'altra partita in 10, grande sacrificio, grande spirito, potevamo fare qualcosina in più, i ragazzi oggi li ho visti meglio rispetto alle altre partite, avevano voglia di vincere questa partita contro una squadra rognosa. Bene, speriamo, il mio augurio è quello di finire la partita in 11, non lo dico più perché altrimenti
succede sempre il contrario. Va bene così, dai, va bene così, grande spirito un'altra volta, abbiamo fatto tante ripartenze, tante giocate importanti, ci è mancato forse un pizzico di finalizzazione in più, però guardiamo avanti, dai, testa alta sempre, bene così, ce lo teniamo a questo punto, andiamo avanti e piano piano miglioreremo sempre. Ci teniamo il punto, ma c'è tanto rammarico, perché non esiste una roba del genere, sinceramente. È giusto che quando uno sbaglia deve essere punito, perché noi siamo stati penalizzati sia con la Cittanovese che con il Messina, ed è stata colpa nostra, perché sia Savonarola che l'errore dove è uscito il nostro portiere è stato espulso, l'abbiamo pagata e abbiamo giocato quello in meno. Però oggi mi auguro che l'osservatore degli arbitri guardi questa partita e sospenda per un po' quest'arbitro, perché con tutto il rispetto non esiste perché la dimostrazione l'abbiamo avuta con l'allenatore del Rende, che intelligentemente ha sostituito il terzino, che doveva essere espulso, perché non è stato né un fallo dove c'era un contatto normale, ma un fallo da dietro, dove Russo stava andando a fare un'azione pericolosa e da dietro è stato falciato, quindi un giallo scontato e un 11 contro 10 per noi. Si è ribaltata dove è stato espulso Cagnino, che sto andando le lunghe, ma è giusto che io dico le cose come stanno. Altre due squadre siciliane che si sono già scontrate anche nelle precedenti categorie, parliamo di San Cataldo con la San Cataldese e soprattutto il Città di Sant'Agata. Scorso anno per la squadra messinese un salvataggio sul filo di lana, meritatissimo, mentre invece la San Cataldese, come tutti ben sanno, neopromossa, quest'anno sta già un po' zoppicando. Sono i vostri cugini vicini che tra l'altro insomma hanno avuto una partenza ad handicap, 3 partite e 3 sconfitte. Beh, rispetto che succede alla a San San Cataldo? Dello scorso anno, quest'anno È un'altra categoria, vero? È un'altra categoria e forse hanno qualcosa in più da integrare nella squadra per poter competere nel campionato. Però è anche vero che insomma c'è un'amalgama considerevole nel gruppo storico, però poi forse il passaggio ad una categoria successiva insomma soffrono un po'. In Serie D, come sai, ci vogliono gli under buoni, sì. e bisogna avere delle belle squadre, gli avversari sono tutti forti, quindi la San Cataldese però sono convinto che poi alla lunga troverà la sua sistemazione. Tra l'altro a San Cataldo c'è questa notizia legata al campo sportivo che sarà dato in gestione anche per parecchi anni proprio alla società. Da lì probabilmente parte sempre un grande progetto per una grande società. Chiaramente avere un campo a propria disposizione è un'amministrazione che te lo concede, è un qualcosa in più, è un valore aggiunto per la società, perché lì puoi programmare, puoi dire sono nello stadio, nel mio stadio, in questo caso avendo per 20 anni puoi dire che è quasi tuo, e gestire come meglio credi tutti i vari settori della giovanili e della prima squadra, quindi sei chiaramente agevolato, hai una sede tua. Puoi progettare di più. Progettare di più e sicuramente sei più agevolato. Assolutamente. È andata male comunque la squadra di Settineri che appunto torna da Sant'Agata di Militello con questa sconfitta. Ci guardiamo il servizio. Dopo il primo successo ottenuto in campionato sul campo del Cittanova, il Città di Sant'Agata torna a giocare davanti al pubblico del Fresina, ospitando nella terza giornata del girone I di Serie D la San Cataldese. È un derby che si infiamma al 14esimo quando Catalano, direttamente dal corner, calcia in porta con la palla che sfugge dalle mani di Lacagnini e supera la linea bianca. I locali vorrebbero il gol, ma il signor Silvestri di Roma non si avvede e lascia giocare tra le proteste bianco-azzurre. Nonostante ciò, il Sant'Agata continua a spingere provandoci con Calabrese
Calafiore prima e Sannia poi, ma i loro tentativi non sortiscono l'effetto sperato. Vantaggio però che arriva al minuto 25 quando Cicirello raccoglie l'angolo del solito catalano e di testa spiana i suoi la strada verso la vittoria. 1-0 per il Sant'Agata, primo centro in campionato per il capitano biancoazzurro. Il numero 7 di casa tenta di chiudere la pratica al 34esimo, ma il suo tiro dalla lunga distanza si perde alto sulla traversa. La San Cataldese si fa viva al 35esimo con un pericoloso traversone dalla destra di Salvo, non sfruttato nel migliore dei modi dall'avanti verde Amaranto, e 2 minuti più tardi con una deviazione in rete dopo una mischia a gioco però già fermo. Poi il Sant'Agata torna a spingere, al 38esimo Cicirello raccoglie il perfetto cross di Faella e ancora di testa batte la Cagnina, firmando così il 2-0 biancoazzurro e la sua doppietta personale. Prima dell'intervallo San Cataldese che ci prova con il colpo di testa di Neri che finisce alto sulla traversa. Nella ripresa l'11 di Giampà gestisce il doppio vantaggio senza problemi, concedendo solo 2 tentativi agli avversari, con Veneroso al 58esimo che manda di poco al lato e al 90esimo con Balistreri che non inquadra lo specchio della porta. In pieno recupero occasione per i santagatesi con Cipolla che da posizione vantaggiosa manda sul fondo. Per il Città di Sant'Agata la seconda vittoria consecutiva in campionato, i biancoazzurri di Ciampà si portano a quota 6 punti in sesta posizione. Io credo che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita. La San Cataldese fa un grande calcio, infatti quando non riesci a prestarli bene ti mettono in difficoltà, fanno un fraseggio difficile da pressare. L'avevo detto ai ragazzi che nonostante loro venivano da 2 sconfitte, da una parte era la migliore partita perché loro è una squadra forte che gioca bene a calcio e quindi la squadra non si poteva rilassare, perché potevamo avere difficoltà come le abbiamo avute anche durante la partita, però i ragazzi nei momenti di difficoltà si sono aiutati, hanno fatto la corsa per il compagno, quindi poi alla fine non abbiamo sofferto gli ultimi metri perché tutti quanti si sono messi al servizio del compagno e la squadra forte si vede in questo, però abbiamo fatto un'ottima prestazione, sia il primo che il secondo tempo, perché il secondo tempo c'è anche l'avversario e quindi uno non deve avere la presunzione di comandare sempre il gioco, perché quando comandi il gioco si può prendere anche gol e quindi è normale che loro il pallino ce l'avevano, ma sono contento di come si è difesa la squadra. Però dobbiamo subito pensare a mercoledì, perché mercoledì c'è un altro scontro diretto. Noi oggi abbiamo vinto uno scontro diretto in casa, non avevamo mai vinto in casa nelle 2 partite ufficiali, perché noi siamo usciti in Coppa Italia con la Cittanovese ai rigori, ma abbiamo perso la prima col Trapani, quindi è stata anche la nostra prima vittoria in casa. Adesso si godono i miei ragazzi questa vittoria stasera, perché da domani c'è da preparare un altro scontro diretto su un campo difficile come Rete. Inizio e esordisco facendo i complimenti, l'avevo detto in settimana ai ragazzi che era una squadra ben organizzata, ben allenata e lo hanno dimostrato con tanta fame, una squadra che ha voglia, la vostra l'ha fatto bene. Da parte nostra con molta franchezza, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato il massimo e probabilmente non ci gira neanche bene, però ci sta nel calcio, però siamo credo sulla buona strada e non dobbiamo perdere quello di buono che facciamo, che riusciamo a produrre e magari con molta pazienza arriveremo ad ottenere anche i punti e non solo i complimenti, perché alla fine non servono. Però ripeto, è stata una bella partita, leale, decisa, se posso permettermi, da 2 episodi che potevamo leggere meglio, bravissimi voi nel proporre queste 2 situazioni di gioco. E dopodiché ho visto una squadra, la mia, che ci ha provato fino alla fine, che ha creato, che non si è arresa e che sta crescendo. In settimana è arrivato qualcuno, pian piano sicuramente avremo dei margini, dobbiamo stare molto sereni e proseguire su questa strada.
Vittoria della squadra calabra del Castrovillari in un campo difficile come quello di Lamezia Terme, a dimostrazione che anche se retrocedi dal campionato di Lega Pro non è mai facile poi vincere nella categoria inferiore. Lamezia chiaramente soffre, forse questo passo indietro in questa categoria dove nessuno regala nulla. Lamezia è una squadra che ha militato il campionato di Lega Pro. Quando retrocedi qualcosa anche all'interno delle società succede, all'interno della tifoseria si rompe magari quel rapporto che c'è con la squadra e il lavoro diventa sempre più difficile che in caso di promozione. Certo. Quindi... Anche se però il presidente proprio un paio di settimane fa ha smentito l'idea comunque di mollare, nel senso che anzi continua ad investire perché la piazza calabra di Lamezia è una piazza che vuole assolutamente la Lega Pro. Lamezia è una città che ha l'aeroporto, una città... E questo già incide, E già incide tantissimo sul punto di vista della logistica. Quando retrocedi ci possono essere anche delle retrocessioni programmate per poi riprendere meglio, perché magari la gente si abitua a una categoria e sonnecchia, quindi vuoi dare maggiori stimoli e poi per riconquistare il pubblico. Alla fine poi dai, se il presidente dice così crediamo alle parole. Crediamoci, perché indubbiamente la società è forte sotto questo punto di vista. Pareggio invece tra Gelbison e Licata, un Licata che tra l'altro era quasi ad un passo dalla vittoria finale, il Gelbison che è riuscito sul filo di lana a pareggiare questo incontro. Guardiamo il servizio. Si gioca al Giovanni Morra di Vallo della Lucania, la terza giornata del campionato di Serie D per Gelbison e Licata. La formazione padrone di casa è reduce dalla vittoria per 0-1 in casa del Giarre. Il Licata ha battagliato ma non è bastato in casa del Biancavilla, sconfitta infatti per la formazione di mister Romano nell'ultimo turno. Primo affondo di marca giallo-blu, lancio perfetto da parte del giovane Currò per Giannaula. L'ex Aci Sant'Antonio rientra verso il campo, prova la penetrazione, viene però fermato sul più bello dalla difesa campana. Al settimo, eccolo il primo squillo dei rossoblu, punizione affidata al mancino Diogiano. Il suo tentativo si perde alto sul fondo. Al 16esimo ancora una grande occasione per la Gelbison, il pallone viene messo in mezzo sul calcio di punizione, nessuno però riesce a inquadrare lo specchio di Moschella. Occhio al 20esimo perché c'è un calcio di punizione, stavolta Moschella deve fare gli straordinari su Capitan Uliano. 42esimo, ultima occasione della frazione di marca ospite, Calaiò non riesce a impensierire il portiere D'Agostino. Con le immagini siamo già al secondo tempo, al 46esimo ancora una volta Calaiò per il Licata, nemmeno in questo caso però riesce a trovare il gol del possibile vantaggio. 50esimo, azione dalla sinistra per la Gelbison, pallone che viene messo in mezzo, tentativo acrobatico da parte del solito Gagliardi che però non riesce a trovare il gol. Al 63esimo, punizione di Uliano, parata senza troppi problemi da Moschella. 78esimo, lancio lungo dalle retrovie su calcio di punizione, il pallone rimane al limite dell'area, viene stoppato alla fine da Minagori, neoentrato Minagori, e riesce a trovare il gol e il vantaggio del Licata. 0-1 al Morra di Vallo della Lucania. Ancora lui, ancora Minagori, stavolta dalla panchina, ancora una volta da una gioia a mister Romano. 3 punti che potrebbero essere fondamentali per il Licata. Rivediamo qui il tocco difficilissimo di Minagori dai 16 metri, ingannato D'Agostino. 84esimo, lo stesso Minagori recupera il pallone, si lancia verso la porta. Minagori, il suo destro radente, si spegne tra le braccia di D'Agostino. Arriva però la beffa per il Licata proprio al 96esimo, non si arrende la Gelbison, arriva il pallone in area di rigore, il tocco di Coris ed è 1-1. La Gelbison acciuffa il risultato di parità proprio allo scadere con il gol dell'ex Biancavilla e Roccella Ionis Coris. Di lì a poco solo il triplice fischio alla Morra di Vallo della Lucania, occasione sprecata per il Licata che cercava bottino pieno, cercava il colpaccio sul campo della Gelbison, ma torna in Sicilia con un punto. Un cordiale saluto e alla prossima. Per quanto riguarda la partita di oggi, un pareggio che io prendo e accetto volentieri. È lo stesso pareggio, ci porta a un punto come se la partita fosse finita 0-0, abbiamo provato a vincere e non siamo riusciti a segnare. Lo dicevo 2 settimane fa,
dobbiamo abituarci a quelle che saranno le partite qui al Morra. Le squadre verranno qua per provare a fare partita difensiva, per provare a strappare un punto, per provare magari ad agire in contropiede, e queste saranno le partite che ci aspetteranno da qui alla fine del campionato in questo stadio. Noi siamo stati molto bravi, io l'ho detto ai ragazzi, molto bravi a gestire i momenti della gara, nel senso a non scoprirci, a non offrire occasioni ai nostri avversari per calciare in porta. Alla fine il gol è un'azione che parte da un calcio di punizione a metà campo, una palla messa dritta per dritta. La respinta è una leggera disattenzione che ci può stare. Siamo stati meno bravi sotto porta negli ultimi 20 metri, perché le occasioni le abbiamo avute, le occasioni potenziali le abbiamo avute e non siamo stati bravi e lucidi nel gestirle. E parliamo adesso della vittoria del Paternò, che con questa ennesima vittoria adesso occupa la prima posizione in questo girone I del campionato di Serie D. Diciamolo pure, nessuno credeva a questa partenza a razzo del Paternò, merito anche indubbiamente della società, dell'allenatore, a dimostrazione che se tu lavori bene d'estate, progetti con le persone e gli inserti giusti, probabilmente i risultati arrivano e arrivano anche subito. Il Paternò ha un bravo allenatore, il mio amico Alfio Torrisi, una persona con la quale sono in ottimi rapporti. A me non stupisce la prima... È una persona molto determinata. Sì, non mi stupisce la sua posizione in classifica, perché è un ragazzo che lavora bene, un ragazzo che ci tiene, e quindi bene al Paternò, complimenti. Complimenti al Paternò, ci guardiamo il servizio, vittoria appunto 1-0 nei confronti del Troina. Sportivi paternesi, amici di Troina, buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino da parte di Vincenzo Nicito. Siamo qui collegati per la terza giornata del campionato di Serie D. L'arbitro è il signor Giovanni Castellano della sezione di Nichelino, provincia di Torino. Vediamo che siamo pronti per partire, partiti. Ecco la punizione di Basualdo e parata del portiere Ruggero, pallone basso, c'è la palla e il gol del Paternò, il gol del Paternò, colpita ci sembra col tacco da Rizzo, che ha battuto il portiere Ruggero. Palla bassa, colpo di tacco e per poco c'era un altro gol. Mischia in aria, palla di Lucera che tira 43esimo di questo primo tempo. Basualdo dove c'è Scoppetta da pochi centimetri, davvero da pochi centimetri, manda fuori. E l'arbitro che puntualmente fischia la fine di questo primo tempo. Dama colpisce di testa verso Catania di prima intenzione verso Foderaro, ecco Catania entra in aria, Catania tiro, Corcione per Lucera sta per entrare in aria, ancora Lucera e pallone che sfiora Rizzo, dai ancora nella zona di Mascari, ecco Mascari in velocità, contrastato da Falla, Mascari ha il pallone ma è il laterale, ancora Mascari al centro, Lucera supera due avversari, tiro in porta, Latella. Terza vittoria di fila per il Paternò che batte il Troina per 1-0, il gol al 22esimo di Alessio Rizzo. Paternò batte Troina 1-0. Paternò che mette un'altra tegola, un altro mattoncino in questo cammino verso la salvezza.
Grande spirito di sacrificio che hanno avuto i ragazzi, si sono calati nella parte, sapevamo che dovevamo soffrire, quando riusciamo a vincere anche non brillando, perché oggi sapevamo che era un derby, una partita difficile con un Troina che l'unica cosa che non dovevamo fare era guardare la classifica, perché poteva essere per noi veramente deleteria una cosa del genere. Lo sapevamo, l'abbiamo preparata in settimana a livello psicologico e mentale assieme allo staff nel miglior modo possibile, siamo stati dei martelli, la squadra ha risposto, questo alla fine è un risultato che si è meritata la squadra, e quindi sono veramente contento e soddisfatto di quello che hanno fatto. Venire da una vittoria importante come quella di Rende e guardare poi la classifica e vedere il Troina non a 0 ma a -6 poteva essere veramente, ripeto, veramente deleterio per noi. I ragazzi invece, nonostante ciò, hanno dimostrato che forse ho esagerato nel martellarli assieme allo staff in questo modo, perché hanno dimostrato veramente, ragazzi, veramente un'intelligenza al di sopra delle mie aspettative, perché veramente non era facile affrontare questa partita, avere questo approccio, e soprattutto non era facile perché nelle difficoltà hanno dimostrato ancora una volta di essere veri uomini. Va male invece per il Biancavilla che, ahimè, torna dalla terra campana con un'altra ennesima sconfitta esterna, 2-0 contro questo Portici. Un Biancavilla che ha cambiato allenatore, però evidentemente ancora forse bisogna resettare questo cambio in marcia. Io sono sempre contrario ai cambi di allenatore, soprattutto all'inizio del campionato. In fondo erano passate appena 2 giornate. Quindi non è che il nuovo allenatore che arriva alla bacchetta magica per poter cambiare tutto e far diventare una squadra vincente. Io darei fiducia sempre per molto più tempo a un gruppo e poi eventualmente prendere delle decisioni, a meno che non ci sono dei rapporti completamente rotti tra la squadra e il mister o altre motivazioni che io non so. Anche perché il gruppo l'anno scorso seguiva molto bene mister Pidatella, quindi effettivamente è stata una notizia che ha un po' sorpreso un po' tutti gli addetti ai lavori. Fai bene lo scorso anno, quest'anno magari avresti potuto raggiungere quell'equilibrio che è necessario poi per fare anche campionati medio-alti. Ci saranno delle cose interne che non sappiamo. È andata male purtroppo ancora una volta al Giarre, che non riesce a far punti da quando è iniziata la stagione. Un'altra ennesima sconfitta fuori casa contro il Real Aversa 1925, stiamo guardando le immagini. Un Giarre che forse evidentemente sta soffrendo più di tutte le altre questo passaggio dall'eccellenza all'interregionale. Entrambe le squadre, sia la San Cataldese che il Giarre, stanno trovando delle difficoltà ad affrontare il campionato di Serie D. Un motivo di fondo ci sarà: o hanno cambiato poco rispetto allo scorso anno, magari pensando di avere una squadra fortissima in eccellenza, qualche errore di valutazione l'hanno proiettata in Serie D, perché è anche bello mantenere lo stesso gruppo, è piacevole. Io mi affeziono anche al gruppo, farei la stessa cosa, però questo può servirmi anche di insegnamento per il futuro. Certo, sappiamo dei tuoi progetti, quindi giustamente concordo in quello che hai detto. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D e lo facciamo con questa ennesima vittoria del San Luca 1-0 contro l'FC Messina. Ho avuto modo di conoscere Ignoffo, il mister che appunto ai Penalty Awards tra l'altro era in nomination quale miglior allenatore del campionato d'eccellenza. L'anno scorso ha fatto una stagione bellissima a Siracusa. Avevamo tutti visto bene un allenatore che, grazie anche alla sua bella esperienza da professionista, sta mettendo in atto un progetto che a San Luca non si aspettavano, nel senso che è una piazza piccola, la Serie C potrebbe sembrare forse troppo grande, però con la politica dei piccoli passi, con un progetto interessante, con un'innovazione che mister Ignoffo può portare all'interno della squadra, forse i risultati possono arrivare. Io lo scorso anno ho visto giocare il San Luca a Licata, devo dire che sono rimasto molto impressionato dal modo in cui giocava, una squadra che combatteva. Tra l'altro neopromossa lo scorso anno nel campionato. Quindi una squadra che combatteva con una dirigenza agguerrita, li vedevo lì, quindi è una squadra che secondo me farà bene anche quest'anno. Potrebbe dire la sua? Sicuramente sì, è una squadra che vedevo motivata anche lo scorso anno, quest'anno non l'ho vista giocare, però
sono convinto che farà bene. Tra l'altro in questo girone, appunto, oltre alla Cavese, in questo caso c'è questo Paternò che è da attenzionare, però probabilmente anche la stessa Gelbison, che l'anno scorso ha sfiorato anche la vittoria finale, potranno dire la loro, mentre invece l'FC, che l'anno scorso, FC Messina l'anno scorso sembrava insomma pronta per la Lega Pro, quest'anno ha un po', non dico smobilitato, però ha allentato il progetto di una promozione in Lega Pro. Ma quando sei lì fai bene, in un anno sei lì per vincere il campionato, l'anno successivo o fai cose stratosferiche, quindi devo vincere ciò che l'anno scorso non sono riuscito a vincere. L'anno scorso avevano anche la CR Messina, altro colosso. Magari l'anno scorso avevano stimoli in più, quest'anno non ce li hanno e poi sarebbe veramente paradossale 2 squadre in Lega Pro. Questo è già dall'anno scorso, insomma, l'abbiamo sempre detto che era tutto molto strano in una realtà come Messina, seppur una grande città, avere 2 squadre. Però poi evidentemente troppo divergenze. Succede in tante realtà e questo non è positivo. Voi che rapporti avete con l'altra squadra nissena della città, l'Atletico? Noi abbiamo buoni rapporti, assolutamente sì. All'inizio d'anno io ho provato a unire le forze. Sinergie? Ma c'erano diversità di vedute. Quindi sinergie poche in questo caso. Loro vogliono fare una squadra a livello sfruttando i giocatori locali, ma tu ben sai che se non è fattibile. Con grande rispetto anche per i giovani del posto, ci mancherebbe. Non è fattibile. Non è fattibile, quindi insomma c'è un buon rapporto di vicinato, ma ognuno per la propria... Oggi erano allo stadio, domenica erano allo stadio per vedere la partita della Nissa, quindi noi siamo in ottimi rapporti. Ottimi rapporti, perfetto. Abbiamo dunque chiuso il tabellino riguardante il campionato di Serie D, ci fermiamo, c'è un breve stacco pubblicitario, tra poco parleremo del campionato di eccellenza. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete con Penalty, siamo ritornati in campo, 11ª stagione, siamo in onda il martedì sera a partire dalle 21 e poi in replica anche il mercoledì dopo le 23. Voglio ricordare tra l'altro che potete seguire questa trasmissione anche in versione on demand, basta andare sulla pagina Facebook appunto di Penalty. Ospite di questa puntata di Penalty 2021-2022, di questa prima puntata di questa nuova stagione, il presidente della Nissa Arialdo Giammusso. Allora, Presidente, parliamo subito del campionato di eccellenza, pertanto parliamo di una cosa che ti interessa in prima persona, però prima parliamo del girone B e poi avremo modo anche di chiacchierare del girone A, tenendo presente che tra l'altro avremo anche il mister Bognanni tra poco con noi, proprio perché andiamo anche più sul tecnico, non so se sei d'accordo. Allora, subito il girone B del campionato di eccellenza. Si è giocata la 4ª giornata del campionato, eccoli qui i risultati. Real Siracusa Belvedere batte AC Sant'Antonio 3-0, Città di Taormina batte Atletico Catania 5-0, Nebros batte Carlentini 2-1, Città di Siracusa Santa Croce 2-2, Ionica batte Città di Via Grande 3-1, Ragusa batte Leonzio 2-0, Acicatena batte Virtus Ispica 2020 1-0. È stata rinviata a mercoledì 6 ottobre la partita tra Igea 1946 Palazzolo.
In testa con 4 vittorie il Ragusa, in testa con 12 punti, 9 punti per Igea 1946, Città di Taormina, Ionica e Carlentini, 6 punti per AC Catena, Real Siracusa, Belvedere e Nebros insieme alla Leonzio e la Virtus Ispica 2020, 3 punti per il Palazzolo, 1 punto per il Città di Siracusa, Santa Croce, 0 punti per AC Sant'Antonio, Città di Via Grande e Atletico Catania. Il prossimo turno si giocherà domenica prossima. Questi gli incontri: Città di Taormina, AC Sant'Antonio, AC Catena, Igea 1946, Città di Via Grande, Carlentini, Leonzio 1909, Atletico Catania, Nebros, Santa Croce, Ragusa, Città di Siracusa, Real Siracusa, Belvedere, Virtus Ispica 2020 ed infine Palazzolo, Ionica FC. 2-0 per la squadra di Raciti, un Ragusa che sembrerebbe avere le carte in regola per il grande salto da più parti e pronosticata come la squadra più forte di questo girone B del campionato di eccellenza. Pare proprio di sì, è partita col piede giusto. Ha un bravo allenatore, quindi io sono convinto. Tra l'altro ha battuto già il Città di Taormina, che è l'antagonista che in questo momento occupa la seconda posizione. Partire già bene in questa maniera, diciamo che è positivo, però in questo momento ancora io non mi sbilancerei troppo da parte in entrambi i gironi su vedere quali sono troppo presto, aspettiamo Natale? rapporti. No, magari qualche altra settimana, può darsi che incontri le squadre meno forti o del campionato fai più punti in questo momento, poi avrà gli scogli. Insomma, aspettiamo ancora un po', però insomma, guardando i primi 4 incontri, 2 incontri importanti vinti, sulla carta il Ragusa conferma la forza sia tecnica che organizzativa. Sul Ragusa non ci sono dubbi. Anche perché manca da parecchio tempo ormai dal campionato di Serie D, quindi il possibile risultato positivo finale sicuramente premierà un progetto che sembrerebbe molto interessante a Ragusa. Così come è interessante anche il progetto della Città di Taormina, che ha perso la scorsa settimana e che è ritornata a vincere alla grande, certamente con una partita assolutamente abbordabile contro l'Atletico Catania. Guardiamo gli highlights. Dal campo sportivo di via Montepo a Catania, la quarta giornata del campionato di eccellenza offre la visita del Città di Taormina all'Atletico Catania. Gli ionici reduci dal primo KO stagionale di una settimana fa con il Ragusa e dal pari nell'andata del secondo turno di Coppa con l'Igea. Etnei che fin qui non hanno portato a termine una partita e che chiudono la graduatoria del girone B. L'Uvito non modifica l'assetto base del Città di Taormina e regala l'esordio tra i grandi dal primo minuto al 2004 Giovanni Lorè, schierato da terzino sinistro davanti a Cirnigliaro. Poi spazio per Nicolosi, Trovato e Sardo. In mezzo al campo ci sono Capitan Mannino e Angelo Strano, mentre sulla linea dei trequartisti si rivede Orazio Urso, tornato disponibile dopo le ultime settimane passate a curare un fastidio muscolare, con lui alle spalle di Saccullo, Salvo Strano e Famà. Quinto minuto, calcio di punizione dal limite per il Città di Taormina, si incarica della battuta Orazio Urso, destro morbido, batte grasso, Città di Taormina subito in vantaggio quando il cronometro segna appena 5 minuti. Nicolosi recupera palla sulla tre quarti, tocco per Famati, prima intenzione, subito dentro, c'è un buco, Saccullo nel rimpallo, 2-0 immediato, allarga a destra verso Nicolosi che rientra verso il centro dell'area, palla dentro, Strano, controllo e si gira col sinistro, 3-0 per il Città di Taormina. Il rimpallo, Famà al volo, 4-0 per il Città di Taormina, il primo gol di Charlie Famà in stagione, si sblocca il numero 11 taorminese. Famà, Saccullo, tutto di prima, Strano in area, sinistro diagonale, 5-0, doppietta per Salvo Strano e la seconda doppietta in stagione. Si riparte con Caltabiano, Petrullo e Dennis Castorina in campo al posto di Sardo, Saccullo e Famà, ma una ripresa che offre poco sul piano delle occasioni da re del Città di Taormina non affonda alla ricerca del sesto gol e ne approfitta per una sorta di prolungato allenamento basato sul possesso palla, un modo anche per rispettare la giovanissima e inesperta formazione dell'Atletico Catania, che resta in campo per tutti i 90 minuti per la prima volta in stagione.
Inaspettata sconfitta interna del Carlentini che si apprestava a giocare la quarta partita da capolista, perde in casa 2-1 contro il Nebros e conferma che probabilmente forse serve ancora qualche cos'altro a Carlentini per allargare un po' il progetto di Serie D. So che stanno rifacendo il campo e questo sicuramente è un primo tassello, credo che tutti i presidenti vorrebbero avere un campo a loro disposizione con erba sintetica, ultima generazione. Mi voglio riallacciare a questo discorso perché poc'anzi parlavamo della struttura di Caltanissetta che sta soffrendo un terreno di gioco che, insomma, a detta di tutti non è certamente ottimale. Il nostro terreno di gioco è un terreno che è nato insieme allo stadio negli anni 90, al quale sono stati fatti pochissimi lavori seri di manutenzione. Viene utilizzato da tantissime squadre, tra l'altro anche il rugby, e quindi figuratevi in che condizioni si trova. Adesso c'è una gara d'appalto per il rifacimento in sintetico, le squadre, le ditte che se la sono aggiudicate non avevano i requisiti per poter iniziare i lavori. Quindi è andato a vuoto? E quindi questa gara sono state assegnate, però la graduatoria va scorrendo perché le squadre aggiudicatarie adesso non hanno più i requisiti. Ho capito. È diventata una barzelletta. Quindi si rischia di slittare probabilmente alla prossima stagione. Chiaramente sì, perché a questo punto interromperci sarebbe peggio, perché non avremo dove andare a certo. giocare, o a giocare al vecchio stadio Parlimintelli, Intera Battuta, che non è il massimo. Che non penso proprio che sia il massimo. Per la categoria, però chiaramente la Nissa è svantaggiata quando gioca in casa, perché le squadre che vengono da noi per difendersi trovano terreno fertile in questo caso. Senti, ma per poterlo fare. La domanda che ti voglio fare riguarda comunque l'amministrazione comunale di Caltanissetta. Potrebbe sposare, come è successo a San Cataldo, l'abbinamento alla prima squadra per la gestione della prossima eventuale struttura che dovrebbe essere a questo punto rimessa a nuovo a partire dalla prossima stagione? Purtroppo questa è una scelta politica e lì ci vuole il coraggio politico nel farlo, ma da noi siamo anche svantaggiati perché il nostro campo è un campo polivalente, anche la pista d'atletica, e quindi utilizzata? Utilizzata. Almeno questo, perché spesso e volentieri molte piste non vengono neanche utilizzate. Ma non è in buone condizioni nemmeno quella, non possono essere fatte gare ufficiali, quindi però essendo uno stadio polivalente in questo senso, andarla ad affidare a una sola squadra potrebbe creare problemi di natura politica. Io sarei sempre per l'affidamento ai privati di qualsiasi struttura pubblica. Condivido. Perché garantisce l'efficienza, garantisce una migliore gestione, garantisce tante altre cose che il pubblico non riesce a fare, purtroppo. È vero. Da qualche settimana è tornato in panchina Beppe Mascara, in quel di Siracusa. Certamente le cose non sono andate fino adesso per il verso giusto, addirittura pareggio in casa contro il Santa Croce. È il solito discorso, sì, hai il blasone, hai anche un allenatore assolutamente di grandissima qualità, però poi alla fine in eccellenza credo che siano fondamentali anche i giocatori, perché sono l'anima di un progetto di crescita. Se metti soltanto pochi elementi rischi poi di soffrire come sta facendo appunto il Siracusa. Io sono sempre del parere che bisogna, insieme all'allenatore, ancora prima che col direttore sportivo, scegliere i giocatori di cui ha bisogno, perché se la squadra viene cucita addosso a quelle che sono le esigenze del mister che tu individui che deve guidare la squadra, e allora lì puoi fare buone cose. Ma se si fa una squadra con pezzetti presi dal direttore, pezzetti che vuole l'allenatore, io ritengo che questo non porta beneficio poi al risultato finale e all'economia del gioco della squadra. Sono cose che succedono, questo è anche vero. Voglio parlare dell'Igea, che tra l'altro scenderà in campo domani perché recupererà appunto la partita contro il Palazzolo. Dico dell'Igea perché il presidente da sempre è un presidente vulcanico, vuole portare Barcellona Pozzo di Gotto ai giusti palcoscenici, perché negli anni ci aveva abituato sicuramente in una Serie C di grande qualità. Però si scontra spesso e volentieri con i risultati che generalmente non sono continui.
quest'anno potrebbe essere l'anno buono per l'Igea, anche se si scontrerà contro questo Ragusa che fa un po' paura. Ma Barcellona è una piazza bellissima, una piazza anche a livello commerciale e industriale che è molto fiorente, è una bella realtà. Io sono convinto che alla lunga poi il Presidente riuscirà a fare arrivare all'obiettivo e giocarsela insieme a Ragusa. Dove lo porterà lei il cuore, Presidente? Sarà una stagione lunga, molto lunga, tra l'altro c'è sempre anche la carta della Coppa che potrebbe aprire anche altri palcoscenici. Chiaramente a noi interessa sia il campionato che la Coppa, io non nascondo la mia volontà di fare bene. È un percorso un po' più lungo la Coppa. Di voler fare bene in Coppa, ma magari riuscirla a vincere quella regionale mi sarebbe un fiore all'occhiello per la mia presidenza. Bene, ci fermiamo, tra poco parleremo dell'altro girone del campionato di eccellenza, parleremo del girone A, chiacchiereremo ancora con il Presidente, ma tra poco arriverà anche il mister della Nissa. A tra poco. Si nasce, si cresce e si muore. Per furbi tu si solo mafia, picchicci commeni. Si scordano da gente onesta, cattivo li beni. Siamo tutti figli siamo siciliani. Siamo uno insieme a Dio, quando uniamo le mani. Siamo tutti figli siamo tutti frati, non facciamo male a nudo, siamo noi siciliani. Rientrati in studio, dopo questo brevissimo spot, parliamo subito del campionato di eccellenza, subito del girone A. Anche qui quarta giornata, guardiamo i risultati. Don Carlo Misilmeri batte Castellammare 2-0, Canicattì batte Casteltermini 3-0, pareggio tra Dolce Onorio Marsala e Acragas 2018, vittoria invece del Mazzara 2-1 con la Parmonval, 1-0 della Mazzarese .2 contro il Monreale, pareggio tra Nissa e Unitas Sciacca 0-0 ed infine Pro Favara batte Cus Palermo 2-0, è stata rinviata la partita tra Oratorio San Ciro e San Giorgio ed Enna Calcio. Guardiamo la classifica dove in testa adesso non soltanto la Nissa ma anche il Canicattì e la Mazzarese .2 con 10 punti, 9 punti per la Don Carlo Misilmeri, 7 per Castellammare, Mazzara e Acragas 2018, 5 punti per l'Unitas Sciacca, 4 per Enna Calcio e Parmonval, 3 punti per Pro Favara e Cus Palermo, 2 punti per l'Oratorio San Ciro e San Giorgio ed infine chiudono la classifica Monreale, Dolce Onorio Marsala e Casteltermini con un punto. In questa classifica l'Enna Calcio e
l'Oratorio San Ciro e San Giorgio hanno una partita in meno. Si ritorna in campo domenica prossima, guardiamo il tabellino degli incontri: Don Carlo Misilmericus Palermo, Acragas 2018 Mazzara, Canicattì Castellammare, Enna Calcio Dolce Onorio Marsala, Nissa Profavara, Mazzarese.2 Casteltermini, Unitas Sciacca Oratorio San Ciro e San Giorgio ed infine Parmonval Monreale. Vi attende un'altra partita difficile domenica prossima contro il Profavara, Presidente. Profavara è una bella squadra, abbiamo avuto modo di incontrarla in Coppa Italia, una squadra che ha cambiato allenatore, ora non so se in settimana arriverà il nuovo mister. Adesso c'è l'accoppiata guidata soprattutto da un giocatore importante quale Cocuzza. Cocuzza, quindi può darsi che in settimana avranno il nuovo tecnico per guidarla. Oggi hanno fatto bene, abbiamo visto una buona squadra che per nulla è una squadra che merita il basso della classifica, quindi è una bella squadra che noi affronteremo nuovamente poi il mercoledì successivo per il ritorno di Coppa. Come con tutte le squadre la Nissa darà sempre il massimo e devo anche dire che noi all'inizio del campionato abbiamo già avuto un inizio abbastanza difficile con tutte squadre blasonate, tutte squadre importanti e in campi difficili anche come quello della Parma nel quale noi siamo andati a vincere. Non era facile, perché è una bella squadra, abbiamo visto che oggi addirittura era in vantaggio a Mazzara, quindi il nostro campionato è iniziato con squadre già che se la possono giocare per la vittoria finale. Come vedi questa Mazzarese.2? Perché lì c'è uno scontro a Mazzara tra appunto Mazzara e Mazzarese.2, è un patto di non aggressione, ma credo che non ci sia grande feeling tra le due società. Chiaramente io non so sui loro rapporti, quindi non conosco bene quelle realtà, però dico, è sempre un peccato avere due squadre nello stesso campionato, anche se poi fare l'unione non è semplice, ognuno si prende le proprie ragioni, ognuno ha i suoi buoni motivi per dire sì o per dire no a una fusione, quindi sai, per sposarsi bisogna essere in due, se uno dice no l'altro deve accettare. Presidente, allora io intanto ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a te. Sei stato come al solito attento visore anche del campionato di Serie D, quindi possiamo con te parlare ormai anche non soltanto di eccellenza ma anche di questo campionato di Serie D che sicuramente ci porteremo sino alla fine della stagione con grande intensità, perché troppe squadre importanti e troppe squadre lo vogliono vincere, però è anche vero che bisogna giocarselo poi per poterlo alla fine Io spero che lo vincano vincere. Le siciliane. Quindi. Lì forse quest'anno sarà un piccolo problema, credo, però voglio essere anch'io ottimista. Ancora siamo all'inizio, quindi siamo ottimisti all'inizio. E tifiamo per la Sicilia sempre. Tifiamo anche per la Nissa, ma non lo facciamo soltanto perché insomma conosciamo la realtà di Caltanissetta, ma perché credo che i progetti vanno sempre accompagnati dall'entusiasmo di tutti gli addetti ai lavori. Non c'è soltanto la Nissa, è chiaro. Per costruire il futuro ci vuole l'aiuto di tutti e questo non perdo mai l'occasione di fare l'appello ai tifosi della Nissa, ai nisseni. Se vogliamo raggiungere un risultato importante lo dobbiamo fare tutti insieme. La Nissa non è del presidente Giammusso o della dirigenza, la Nissa è di tutti i nisseni. Crediamoci insieme e arriveremo lontano. Ci piace questo slogan del Presidente e a questo punto noi ci guardiamo la vittoria del Canicattì 3-0 contro il Casteltermini. Ringraziamo chiaramente Arialdo Giammusso. Non scappate perché subito dopo questa partita tra Canicattì e Casteltermini avremo anche Angelo Bognanni che è l'allenatore della Nissa. Si apre il match al 10° col calcio d'angolo di Privitera, scappa sul primo palo Benny Raci, è il vantaggio immediato dei biancorossi che sbloccano il risultato e si portano avanti in questa gara. Ancora in avanti il Canicattì, dalla sinistra al 17° arriva un bel traversone sul secondo palo, proprio Benny Raci con il colpo di testa sfiora una clamorosa doppietta. Al 23° il calcio di punizione per l'ex Giarre Santo Privitera, la rincorsa di Privitera, il pallone che va a sibilare il palo
di Demiere. I padroni di casa continuano a stentare. Al 32esimo il Canicattì riesce a sfondare dalla destra, il pallone dentro in area di rigore per Iraci, la gira subito su Gueye che ha pure il tempo di metterci il colpo di tacco. 0-2 del Canicattì, partita in netta discesa per gli ospiti che trovano il raddoppio, un attaccante interessantissimo da tenere sotto d'occhio in questo torneo di quinta serie. Al 35esimo ancora ospiti dalla destra, il cross dentro, Gueye stavolta non arriva all'appuntamento con quella che probabilmente sarebbe stata la palla del 3-0 e della sua doppietta personale. Al 42esimo il Canicattì va vicinissimo al tris, Iraci mette dentro il pallone, la respinta del portiere, ancora un tentativo di Iezzi, alla fine libera la difesa del Casteltermini in netta difficoltà. Partiamo con le immagini del secondo tempo, il Canicattì subito con il calcio d'angolo che viene battuto corto, tiro cross dalla sinistra, nessuno riesce a deviare il pallone, termina la propria corsa sul fondo. Le azioni più pericolose del Canicattì passano come sempre dai piedi e dal cervello di Santo Prividera, accade questo al 54esimo, l'azione si sviluppa sulla sinistra, tentativo di Di Mercurio che in qualche modo Demiere riesce a respingere solo Canicattì in quelle di Casteltermini, azione ben manovrata con Ben Iraci che cerca ancora l'inserimento, poi Gueye mette dentro, arriverebbe il gol del 3-0 del Canicattì, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco imposta la manovra, la formazione ospite da Prividera, il pallone per Di Mercurio, c'è un po' di spazio per Di Mercurio, scaglia la conclusione su cui Demiere riesce ancora a respingere, cross dalla destra di Ben Iraci che viene respinto, sul pallone si fionda l'immancabile Santo Prividera, genialata per Di Mercurio, piattone, Demiere tocca ancora Di Mercurio, eccolo qui il gol del 3-0 del Canicattì che a 15 dalla fine mette ancora di più il risultato in cassaforte in un match di fatto mai in equilibrio contro il Casteltermini. Chiude anche in avanti la formazione ospite, consueto sovrapposizione sulla sinistra, poi alla fine il pallone per Gueye, vorrebbe la doppietta personale, calcia potente ma ampiamente fuori. Il match si chiude con un tentativo su calcio di punizione per il Casteltermini, siamo intorno ai 35 metri ma Cantavenera decide comunque di provarci, facile il tentativo di parata di Aruscia e allora di lì a poco il triplice fischio. Complimenti alla squadra di Lillo Bonfatto, una vittoria importantissima contro il Casteltermini che è valsa anche la prima posizione in questo girone A del campionato di eccellenza. Abbiamo cambiato ospite, arriva l'allenatore della Nissa, Angelo Bognanni. Ciao Angelo, ben trovato. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, è stata una partita difficile quella di domenica. Contro l'Unitas Sciacca. Domenica abbiamo affrontato... Ce l'ha confermato anche il presidente. Domenica abbiamo affrontato un'ottima squadra. Lo Sciacca ha fatto grandi partite contro il Favara, contro l'Agragas. Noi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. I primi 10 minuti siamo partiti alla grande, abbiamo avuto subito 2 occasioni da gol. Poi la partita si è equilibrata, loro hanno contrabbattuto colpo sul colpo. Poi il secondo tempo di nuovo abbiamo avuto un altro paio di occasioni importanti. Poi ci sono stati degli errori, le squadre si sono allungate, però la squadra ha lottato fino alla fine. La squadra sta facendo abbastanza bene. Abbiamo fatto... Sono quelle partite da prendere con, con le pinze, poi alla fine perché poi rischi magari possibilmente di perdere una partita che potevi anche stravincere. Poi c'è stato un episodio alla fine che potevamo pagare. E la squadra però sta maturando giorno dopo giorno, sa che ci sono partite e che le squadre se la giocano tutte col coltello tra i denti. L'importante è andare avanti, migliorare. Veniamo da 7 partite consecutive in cui abbiamo fatto 2 pareggi e 5 vittorie. Tutte con squadre blasonate. Tutte con squadre blasonate, infatti perché io in questo momento la classifica non la guardo perché ci sono squadre che hanno tanti punti, ma dobbiamo vedere anche contro chi hanno giocato. Giusto. Noi abbiamo giocato sia in Coppa e sia in campionato con squadroni che saranno protagonisti di tutto il campionato, quindi per ora è troppo facile e troppo presto guardare la classifica. Noi in questo momento ci troviamo dove la società ci ha chiesto, cioè al vertice. Vediamo dove arriviamo più avanti con il lavoro e il sacrificio, però quello che conta è farsi trovare pronti e andare partita dopo partita. Il campionato è talmente lungo che bisogna giustamente ancora avere tanti confronti. Guardiamoceli gli highlights di questa partita appunto tra la Nissa e l'Unitas Sciacca, conclusasi 0-0.
Nel girone A la Nissa ospita l'Unidas Sciacca, entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria rispettivamente per 2-3 contro l'Enna e per 4-2 contro il Pro Favara. Il match si apre con la Nissa che ci prova subito dalla destra, il cross dentro di Tosto, Seccan viene anticipato da Conti sul più bello, dal corner che ne segue è Ilario a battere il traversone giusto per Diop, sfera che sfiora solamente il palo. Al quinto ancora un tiro da fermo, Ilario cerca sul secondo palo Diop che colpisce di testa trovando la deviazione in corner di Allegro. Al decimo la banca serve De Giovanni, il suo destro però è strozzato sul secondo palo e termina largo sul fondo. Prova a salire in cattedra la formazione ospite che al 30esimo avrà ancora una chance, il solito De Giovanni che scaglia il destro dalla distanza, non impensierisce il portiere Kebba che si tuffa, il pallone termina fuori, lo stesso Kebba è costretto a uscire poco dopo. Al suo posto Livolsi, c'è ancora un cambio, Montalbano per Garofalo, ma di lì a poco termina il primo tempo al Marco Tomaselli di Caltanissetta, reti bianche tra Nissa e Unidas Sciacca, occasioni poche da una parte e dall'altra, ma partita frizzante che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. Ripartiamo col film della ripresa che si apre dopo appena un minuto, 46esimo, da Prestia il pallone dentro dove c'è Seccan, Allegro gli sbarra la strada, sembrava fatta per il gol del vantaggio dei Misseni. Al 51esimo palla filtrante invece di De Giovanni per Gullino, incredibilmente calcia debolmente e Livolsi ringrazia. 53esimo tocca a Reducci per Seccan, 61esimo lancio in profondità di La Banca che sterza, prova a rientrare, attenzione perché qui c'è un possibile tocco con la mano, proteste dei calciatori dell'Unidas Sciacca, il direttore di gara lascia proseguire. 63esimo gran palla di Prestia per Matera, una deviazione, il pallone che scheggia il palo. A un passo dall'avvantaggio la Nissa che non si arrende, qui recupera palla sull'out Mancino, entra in area di rigore il calciatore giallo-rosso, c'è questo intervento anche in questo caso per il direttore di gara, si può proseguire. Attenzione al 74esimo a De Giovanni che prova a scuotere l'Unidas Sciacca, il suo destro però si spegne sul fondo. 80esimo attaccano ancora i neroverdi, stavolta è Galluzzo che cerca l'incrocio, lo sfiora con una bella conclusione dalla distanza. 81esimo entra Mazzoni, 3 minuti dopo ancora l'Unidas Sciacca con il calcio d'angolo che va a pescare Pastorini sul secondo palo, però non riesce a trovare lo specchio con l'incornata. All'85esimo entra Santa Maria per Conti, di lì a poco solo il triplice fischio al Marco Tomaselli di Caltanissetta, impatta la Nissa per 0-0 tra le mura amiche contro l'Unidas Sciacca e sale al primo posto in classifica in compagnia di Canicattì e Mazzarese. E parliamo adesso di questa Don Carlo Misilmeri, perché attenzione, 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 l'arrivo di Mister Utro ha un po' rivoluzionato l'obiettivo, secondo me, di questa società, che era probabilmente di ben figurare e chissà magari di aspirare ad una vittoria finale, però tu me lo insegni, l'acquisto di qualche elemento importante allora, di un allenatore di grande esperienza probabilmente ti fa fare il salto di qualità. Anche Mister Muto era un ottimo allenatore, Utro un ottimo allenatore, loro hanno costruito la squadra per cercare di vincere il campionato, c'è gente di esperienza che ha fatto categorie importanti, anche ha fatto il professionismo, quindi loro hanno costruito questa squadra per cercare di essere protagonisti, ma oltre al Misilmeri che ha grandi giocatori come Di Giuseppe, D'Angelo, Zummo, Tarantino e tanti altri, non dobbiamo dimenticare che questo è un campionato di alto livello. C'è il Mazzara, la Mazzarese come abbiamo parlato, il Canicattì che ha una bellissima squadra, il Misilmeri, poi ci siamo noi, l'Agragas, quindi sono già 6-7 squadre di altissimo livello e poi tutte le altre, Favara, Sciacca, sono tutte squadre che giocheranno fino alla fine, fino alla morte, quindi non ci saranno partite facili. Questa cosa ci piace però, Angelo, almeno così vediamo un po' di quantità e qualità. È bello perché tutti possono vincere contro tutti, quindi ci saranno partite, ci saranno battaglie domenica dopo domenica, non ci sono squadre materasso perché domenica c'è stato ad esempio il Marsala che ha pareggiato con l'Agragas 0-0, il Marsala che le prime 3 partite aveva fatto male, poi si sta piano piano sistemando e adesso ha pareggiato contro l'Agragas, quindi anche domenica ha dimostrato che nel nostro girone non c'è nulla di facile, non è come il girone B che ci sono 2 o 3 squadre che in questo momento vanno un po' a rilento. Beh, su tutti l'Atletico Catania sappiamo benissimo in che condizioni si presenta ogni domenica. Noi dobbiamo pensare che questo è un campionato di altissimo livello, ogni punto sarà determinante.
Io sono sereno e sono soddisfatto perché la squadra lavora, un grande gruppo, i meriti di questi risultati vanno a loro e vanno alla società che non ci fa magari niente. Certo. Noi per quanto riguarda lo staff siamo tenuti a lavorare, a tenere alta l'attenzione perché già da domenica prossima che giochiamo col Pro Favara sappiamo che è un'altra battaglia, sappiamo che abbiamo la partita più difficile. Insomma, non vi fermate nulla. Non ci fermiamo mai, io già vengo dall'allenamento di pomeriggio e abbiamo parlato di quello, cioè abbiamo una partita difficile uno dopo l'altro. Questa cosa però, attenzione, se da un lato stanca comunque un gruppo, dall'altra parte lo cementa, no? Sì. Lo riesce ad essere ancora più intenso nelle partite. Noi abbiamo avuto una partenza sprint che ci è servito anche per misurare la reale forza della squadra. La squadra dopo vittorie su vittorie e anche quei 2 pareggi che però ci sono serviti, abbiamo capito che c'è un grande gruppo, abbiamo capito che i ragazzi lavorano, perché stare con me è difficile perché io pretendo tanto, ma do anche tanto, quindi i ragazzi giorno dopo giorno si stanno cementando, stanno costruendo un grande gruppo, per questo dico sempre io sia ai tifosi che agli addetti ai lavori. Pensiamo partita dopo partita e dopo vediamo dove possiamo arrivare. Abbiamo visto nel frattempo le immagini della vittoria della Don Carlo Missilmeri 2-0 contro il Castellammare, le reti di Capitan Cernigli e anche la bella rete di Paolo Mondino. Voglio parlare adesso invece di un'altra grande società che è l'Enna. Voi l'avete addirittura battuta in casa, ma la sconfitta non toglie la forza della squadra. Infatti poco fa, l'ho dimenticato a dire, ma l'Enna fa parte delle pretendenti per la vittoria finale. Hanno un'ottima squadra, hanno ottimi giocatori che io ho allenato in passato e so che sono giocatori che sanno vincere. Oltre a poter vincere, sono giocatori che sanno vincere, quindi sarà una diretta concorrente per lottare per il vertice fino alla fine. Noi siamo stati bravi a vincere sia in Coppa che in campionato con loro, ma l'Enna farà bene quest'anno perché ha giocatori di qualità, giocatori di esperienza e hanno un'ottima società. Guardiamo un po' le immagini anche del pareggio 0-0 tra Dolce Onorio Marsala e Agragas 2018. Poc'anzi dicevi bene, questo Marsala che era partito male, adesso si sta la prima partita si era presentata in 7, ora invece tutto. si sta sistemando, i problemi societari dicono che si stanno risolvendo, quindi anche lì ci sono squadre che si sono avvantaggiate dalla situazione iniziale del Marsala e invece l'Agragas domenica ha perso tra virgolette 2 punti perché si stanno sistemando. Un Agragas che comunque ha all'interno un gruppo certamente interessante però. Ha gente di qualità, gente di esperienza, gente che ha fatto questa categoria, gente che ha fatto categorie importanti. Poi sappiamo che l'Agragas è una società blasonata, storica, quindi anche loro sono tenuti a fare bene. Non possono sbagliare. Non possono sbagliare anche loro, anche se sento spesso interviste sia da loro che da anche altre società in cui scaricano tutta la responsabilità alla Nissa. Noi la responsabilità ce la prendiamo, lavoriamo giorno dopo giorno, ma anche a noi ci sono anche altre società che devono vincere perché hanno budget importanti. Quindi un budget importante ce l'ha pure il Mazzara che vince 2-1 contro la Parmonval. Stiamo guardando già le immagini della partita. Un Mazzara che soffre secondo te anche questa Mazzarese .2? Allora, Poc'anzi parlavo di 2 società che a Mazzara probabilmente non è che si amino tanto. Allora, noi non sappiamo in che rapporti sono, da quello che si dice sono 2 squadre che battagliano per avere il primo posto, diciamo, a Mazzara, in città. E quello potrebbe creare dei malumori, dei conflitti interni ed esterni durante la stagione. Detto questo, la Mazzarese è un'ottima squadra. Ma il Mazzara non scherza neanche. Il Mazzara è anche a livello storico una grande piazza, quindi entrambi io penso che saranno protagonisti insieme alle altre 5-6 squadre per tutto l'anno. Mi sorge spontanea una domanda però, Angelo, ma allora chi è che lo deve perdere questo campionato? Una lo vincerà e le altre saranno, diciamo, un po' più tristi perché arriveranno ai playoff. Però una squadra che sono un ternallotto. Che sono un ternallotto che basta una partita, basta un episodio, basta un secondo, e salta tutto. Ti cambia una stagione. Il campionato, ripeto, è di altissimo livello, forse come non si vedeva da anni, in cui ci sono 5-6 squadre che se la giocheranno fino alla fine. Per chiudere questo girone A del campionato di eccellenza volevo ricordare anche della vittoria 2-0 del Pro Favara contro il CUS Palermo, un Pro Favara che incontrerete in Coppa.
E il Presidente l'ha detto chiaro, punta anche alla Coppa. Allora, noi incontreremo il Pro Favara domenica in campionato e poi lo incontreremo di nuovo mercoledì. E noi, come dice sempre il Presidente, e dico io anche sempre ragazzi, noi siamo la Nissa, non possiamo accontentarci, quindi l'obiettivo della Coppa è importante, anche il fatto che io mercoledì ho fatto giocare mercoledì scorso contro il Pro Favara tanti titolari, è proprio perché il Presidente ha dato l'input, la piazza, il blasone, l'ambizione della società, ci chiede di fare bene tutte le competizioni. È anche un altro percorso un po' più difficile. È un percorso più difficile. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare alla fase nazionale. Vediamo dove possiamo arrivare. Giustamente la nostra prima attenzione è sul campionato. Però l'appetito viene mangiando, sappiamo che sono scontri diretti, sappiamo che la nostra squadra è un grande gruppo e se la può giocare con tutti, quindi andiamo partita dopo partita. Tra l'altro domenica prossima ci sarà uno scontro interessantissimo, quello tra Canicattì e Castellammare. Un Castellammare che è partito bene. È partito bene, l'allenatore, io lo conosco, Mione, lavora bene. Hanno un bel gruppo, hanno una società unita, lavorano tutti bene. Sono partiti giustamente con l'obiettivo della salvezza. Ma tu sai... Io dico, sono partiti a fari spenti. A fari spenti. Il loro obiettivo è la salvezza perché hanno fatto sempre così. Però il buon lavoro, il buon progetto, il gruppo che si costruisce piano piano ti può portare a qualche risultato buono e loro stanno facendo bene. Bene, abbiamo dunque chiuso la parentesi del campionato di eccellenza, brevissima pausa pubblicitaria, tra poco ritorniamo insieme a mister Angelo Bognanni con il campionato di promozione. Buongiorno, buon pranzo. Come vedete io sono in cucina perché poi tu manchi dei giorni e allora devi dare una sistemata all'eventuagliamento che non è consumato, tutto quello che può essere un rientro a casa. E il rientro a casa succede sempre che poi vai a guardare, quando non ti sei occupato di calcio, quello che è accaduto nel weekend e allora inizi a sfogliare la margherita, non i libri di storia, ci vorrebbe, un po' quello che è i social, gli highlights, ciò che non si è detto, qualche telefonata con gli amici che ti chiedono comunque se ho visto qualcosa, se sono stati... Sì, il weekend l'ho passato il sabato in prima categoria, poi la domenica non ho raccontato calcio, mi sono ritrovato a salutare l'ultima manifestazione di ciclismo da speaker di quest'anno, bellissimo, pazzesco, per assurdo, controverso, diciamo da una fase robotica, ma poi è esploso l'emozione e la passione, quindi chiudiamo così un 2021 importante anche per l'equilibrio mentale. Mi stanno facendo uscire pazzi. Ritornando al calcio, ciao Ettore, ciao Gold78, ciao Penalty. Mi sono andato a vedere lo screening del girone A, girone B di eccellenza. Ripeto, mi attengo ai risultati perché non ho visto, e allora se non vedi non puoi inventarti oppure catapultare frasi o meno. Allora mi sono attenuto ai risultati, un po' alla classifica, ma la considerazione la faccio su una cosa: fate parlare il campo, fate parlare i protagonisti, quindi calciatore e allenatore. Poi se dovete essere protagonisti in assoluto, i dirigenti, allora parlate solo voi, vi fate le autointerviste, perché tanto ormai è tutto auto. Dateci la possibilità, o date la possibilità di sentire il cuore del calciatore,
l'interpretazione di Sema, però non possiamo sempre intervistare o dare voce ai direttori generali o presidenti o team manager quando ci sono. Quando non ci sono non si capisce a chi dobbiamo intervistare, e poi comunque sono sempre, attenzione, le stesse facce e gli stessi argomenti. Se non si vince, ci sono delle variabili nel calcio, anche dove non c'è scienza. Se non hai fatto bene la squadra, non ti devi sempre giustificare che sei partito in ritardo. Hai accettato, ti sei buttato dentro, allora automaticamente stop. La colpa è tua se sei partito in ritardo, di nessun altro. O sei subentrato o a così ti ha pigliato una squadra di pallone nelle mani. Non date sempre la colpa, prima era il Covid, poi erano gli sponsor, poi i campi chiusi e poi ora perché si è partito in ritardo. No, siete questi. La miglioria ve lo dà il calcio stesso, ovvero questo mercato continuo dove non vi permette di conoscere nemmeno le persone, non i calciatori, e fate impazzire gli allenatori. Questa è la mia considerazione sui dirigenti, quindi mi fermo qui. Però siccome ci metti i soldi, si dice così, allora è una parvenza di parola. Il resto mettiamolo da parte. Però andando a vedere il giornale di eccellenza, mi ritrovo cercando nelle prime posizioni e cercando di individuare quali sono le squadre di categoria, che sono in testa, che hanno il peso specifico, no? La caratteristica. E beh, là ci sono. Intanto ci sono due sorprese, una in positivo e in negativo nel girone A di eccellenza. La Mazzarese da ripescata è una bella realtà. E poi mi manca l'Acragas. E poi mi manca Lenna. Potrebbe esserci un cambio di allenatore nel Pro Favaro. Ecco, andando a vedere, non perché voglia sminuire il Mazzara e Castellammare, però proprio sto andando a cercare il quoziente naturale, quoziente di efficacia o il quoziente dell'efficiente, no? Di essere squadra di categoria. Canicattì sempre, che se ne dica con tutto quello che si è detto, è squadra di categoria di eccellenza, anzi. La Nissa si è ritagliata lo spazio in 2 anni. La Don Carlo Misilmeri non che la novità che avanza, ma è quella che sta facendo i veri investimenti. Un budget pazzesco. Magari qualcuno mi dirà, ma come fai a essere sono morto. Faranno ancora operazioni di mercato. Proprio penso che in queste 48 ore arriva un ragazzo siciliano che è salito su al nord, un esterno che ha vinto il campionato con la San Cataldese, giovane. Non vi dico il cognome perché altrimenti vi dico tutto. E veramente manca Lenna e manca l'Acragas in questo filotto, ok? E io non so se è stata una richiesta voluta dell'Enna nel girone A o è stata una scelta geografica, però l'Enna si è complicata un po' l'esistenza da questo punto di vista. Sul discorso facevo i dirigenti in ritardo meno, metto comunque l'Acragas. Hai canciato allenatore pur partendo in ritardo, la società l'avete giustamente presa in corsa, adesso non continuate siamo in ritardo, c'è una pressione, capisco geografica, ma siamo in ritardo, no. Quando c'è il ritardo c'è una persona che nasce, è il vero ritardo che non puoi riparare, il resto si ripara. Il campionato non è alla 4ª giornata che si decide, e penso un po' più in là. Certo, con il mercato aperto, con tutto quello che è la facilità con cui cambi le persone, allora avrai sempre un alibi, però non è sempre un alibi, non è l'alibi che ti tiene. C'è ogni cosa che ha un suo tempo definito, che è il lavoro, la mentalizzazione, l'atteggiamento, non le fotografie. Tutto il resto è pour parler. Conta il risultato, conta la continuità dell'idea, conta la struttura dirigenziale che in questo momento è quella che fa la differenza, quindi non la resilienza, ma la capacità di attutire quelli che sono gli attacchi esterni, ma non che è l'alibi che ti permette di difenderti. Il girone B. Il girone B ha quasi trovato già una sua corposità di categoria. Bene. E quindi detto un attimo che lo devo aprire, un attimo soltanto. C'è
l'imbattibilità del Ragusa. Ecco, la squadra Iblea, la società Iblea ha fatto un lavoro certosino e chirurgico durante il format e durante il percorso di identità e di entità. Ha intanto rafforzato il gruppo dirigenziale, ha lavorato dal punto di vista anche strategico e commerciale, che sono tutti ragazzi Iblei, imprenditori, non macro, ma importanti, e anche qui si sta cercando l'identità di questo giovane, che è un po' diverso, perché non è chiaro. Abbiamo questo punto fermo, che dopo 4 partite c'è l'imbattibilità del Ragusa. Poi abbiamo perso qualcosa. Si è fermato il Carlentini, che perdendo in casa. Un punto tra le società che abbiamo messo in luce come prime 5 ce l'ho io, lo Ionica. Lo Ionica è tutto iberico, tutto argentino. Lo Ionica è una squadra, attenzione, la dico là, ma non è né volgare né antipatica, è una squadra stronza. Bastarda nell'animo, perché ha assorbito tutte quelle caratteristiche degli argentini. Per battere un gruppo di argentini ci vuole molta forza, molto coraggio, molta determinazione, devi fare una grande prestazione, è una battaglia. Lo Ionica è una società in cui tu che vai ad affrontarlo devi contarti i feriti, contusi e qualche perdita se vuoi uscire vittorioso con lo Ionica. Poi c'è la svista arbitrale. Ne abbiamo vista la scorsa settimana, ma la svista arbitrale è un aspetto indotto naturale di una partita di calcio, dove un po' ci si appoggia, però non ti appoggi mai all'errore del tuo attaccante, non ti appoggi mai all'errore difensivo, tecnico, individuale. C'è sempre quell'errore che poi in cui tutti ci si appoggiano. Cade il Carlentini, Città di Taormina rimane a 9 punti, invischiato in questa fascia di categoria del girone B di eccellenza. Ligia Virtus giocherà mercoledì la sua partita, incontrerà il Palazzolo in casa, dove io sarò presente, quindi sarò testimone di questo incontro. Poi siamo alla ricerca degli altri. Nella ricerca degli altri, devo dire la verità, c'è Città di Siracusa che ha aggiornato ancora i quadri dirigenziali, ha esonerato, anzi no, perché lui non ne ha date le dimissioni, eppure sono state date le dimissioni. Comunque non c'è più il direttore sportivo bianco e quindi c'è anche un restyling, sono arrivati dei giocatori, però non esce dalla confusione, così come il Santa Croce, che in settimana forse presenterà il nuovo direttore tecnico, che è l'ex presidente del Marina di Ragusa. Pensate alla diversificazione di ruolo, di responsabilità. Giù è iniziato il campionato della C Sant'Antonio dopo i 21 giorni di fermo Covid come norma, e la squadra non si è allenata e quindi ne ha approfittato diciamo abbastanza bene il Real Siracusa Belvedere, che oggi si pone a 6 punti in una centralità di classifica. È la squadra dei siracusani ed è una squadra, una società che nella sua identità la costruzione nasce dal fatto che ci sono 4 gruppi all'interno di dirigenti che vogliono vivere questa esperienza ormai storica da parte loro di avere una squadra di calcio in eccellenza, e quindi se la mantengono con dei parametri e con il gioco della domenica, il gioco dei colori. Perdono, vincono, però ecco c'è una serena mantenimento e soprattutto partecipazione, va bene, del gruppo, del branco alla domenica. Se tu gli dici allora ma non mi interessa il settore giovanile, noi vogliamo soltanto investire sulla prima squadra. Possiamo anche chiuderla così, perché poi non trovi, no? Ci sono ancora le partite a porte chiuse, anche se il government ha dato il 75%, però l'aspetto burocratico, quindi i documenti prefettizi, la commissione spettacoli, è ancora lontana, e allora ci sono le partite a porte chiuse. E allora poi c'è il controllo dei Green Pass. Io sabato ero a bordo campo, ho portato il mio Green Pass all'arbitro, sapete cosa mi ha detto? Io la ringrazio perché nessuno fa questo, ovvero mi ha portato rispetto del ruolo.
Ciao penalty, ciao Ettore. Occhio, c'è sempre quel calcio che ci piace, che è quello da tenere in protezione, quello della domenica. Un saluto dal Monti. Campionato di promozione giunto anche per l'occasione alla quarta giornata. Guardiamo subito i risultati e parliamo subito del girone A. Quarta giornata con la vittoria del Resultana San Lorenzo 1-0 contro il Città di Carini, vittoria del Fulgatore 3-2 contro la Folgore, pareggio tra Alba Alcamo e Partinica Audace, 2-2 tra Casteldace e Camarat, Città di San Vito Lo Capo batte Super Giovane Castelbuono 2-0, Gangi batte Villabate 4-1 ed infine Raffadali batte Lascari Cefalù 3-1. In classifica al primo posto il Resultana San Lorenzo con 12 punti, a seguire il Ganci con 8 e con 7 punti Raffadali 2018, Alba Alcamo e Città di San Vito Lo Capo. Ci fa piacere sottolineare che il Resultana San Lorenzo è giunto alla quarta vittoria consecutiva. Tra l'altro stiamo guardando le immagini di questa ennesima vittoria della squadra palermitana, una squadra palermitana che, a detta del presidente, ha dichiaratamente detto che vuole diventare la seconda squadra ufficiale di Palermo, e io credo che sono sulla buona strada. Resultana San Lorenzo è un'ottima squadra, un'ottima società organizzata bene, l'allenatore è un amico mio, lo conosco, lavora bene, noi li abbiamo affrontati in amichevole. Sì. Hanno tutto purché di essere una squadra di promozione. Immagino. Già hanno giocatori di alto livello, c'è Nigro, i fratelli Clemente, poi e altri giocatori che in promozione stanno facendo davvero bene. Tra l'altro Clemente, insomma, non è tanto giovanissimo, però è giocatore, in campo. Però sono giocatori tutti e due i fratelli, quindi sono sicuramente i favoriti per vincere il campionato. Ma in quel campionato ci sono anche il Raffadali, c'è anche il Gangi, quindi il livello è abbastanza alto. Ma credo che la squadra palermitana in questo momento ha una spanna sopra tutte. La Resultana San Lorenzo è un'ottima squadra di categoria forse superiore. Quindi giocheranno per vincere il campionato loro. Questi risultati: Gescal batte Messana 3-1, pareggio tra Gioioso e Valdinisi 1-1, rinviata Sinagra e Sant'Angiolese. Atletico Messina batte Castelluccese 1-0, Milazzo batte Profalcone 1-0, pareggio tra Rocca Acquedolcese e Torrenovese 1-1 ed infine Promende batte Stefanese 2-1. Guardiamo la classifica, dove abbiamo in testa la Rocca Acquedolcese con il Promende 10 punti, con 8 punti la Torrenovese ed il Milazzo e con 6 punti Profalcone e Atletico Messina. Rocca Acquedolcese, attenzione, nasce dall'unione di due realtà che vogliono veramente credere in un progetto in comune e hanno le basi sicuramente per vincerlo questo girone B del campionato di promozione. Basta lavorare in sinergia con la giusta gente, con le giuste persone, possono fare davvero bene e loro sono partiti bene, quindi se continuano così possono vincerlo questo campionato. Si è conclusa 1-1 la partita tra Rocca Acquedolcese e Torrenovese, due tra le società sicuramente più interessanti in questo girone B del campionato di promozione. Guardiamoci il servizio. Rocca Acquedolcese e Torrenovese, il big match della quarta giornata nel girone B di promozione, prima contro seconda in classifica. È un derby che si apre all'8° minuto con la botta di Bellamacina per i locali, respinta da Inferrere, sulla cui ribattuta Lima centra la traversa con il gioco però già fermo. La risposta della Torrenovese è di quelle che potrebbe fare male, ma De Gregorio al 20°, imbeccato dal lancio di Genovese, spara incredibilmente alto sulla traversa solo davanti a Di Pane e 4 minuti dopo Genovese, perfettamente servito da Adamo, perde l'attimo buono facendosi ribattere il sinistro da Biondo. Poi però il Rocca Acquedolcese torna a spingere per 3 volte, la squadra di Palmeri si rende minacciosa con Calabrese che al 26° manda sul fondo il servizio di Iuculano. Un minuto dopo con Lima, il cui sinistro impegna Inferrera alla parata in 2 tempi, e al minuto 32 con Bellamacina che sugli sviluppi di angolo trova la decisiva respinta in angolo di De Gregorio. È il preludio al gol che arriva al minuto 44 quando un incontenibile Iuculano prova ad andar via
David che però lo atterra in piena area di rigore e il signor Asero Di Marsala concede penalty. Dagli 11 metri lo specialista Crasci spiazza in Ferrera mandando la sua squadra all'intervallo avanti per 1-0 e per l'ex Acquedolce la prima rete in campionato. Nella ripresa Torrenovese subito in avanti alla ricerca del pareggio e dopo 2 minuti il sinistro di Genovese è ben respinto da Zingales. Poi il Rocca Acquedolcese riprende a costruire azioni e 60 secondi dopo Calabrese mette in rete ma viene fermato per un dubbio fuorigioco sventolato dall'assistente Lugaro di Palermo. Passano pochi minuti e ancora Calabrese finisce giù in area rosanero. Dopo la trattenuta di David il signor Asero lascia giocare. Nonostante ciò i padroni di casa tentano di chiudere i conti e al minuto 52 Calabrese dal limite costringe in Ferrera alla parata in tuffo con l'azione che prosegue Lima che dal fondo mette in mezzo ancora per Calabrese che però spara alto sulla traversa. Il raddoppio per i locali sembra cosa fatta pochi minuti dopo, ma solo 2 super parate di Inferrera su Lima prima e Iuculano poi negano loro la gioia del gol. La Torrenovese dal canto suo prova a pungere con qualche ripartenza in 2 occasioni, al 64esimo e al 76esimo. I rosanero reclamano il calcio di rigore su De Gregorio, ma l'arbitro non è dello stesso avviso e in una delle 2 situazioni ammonisce per simulazione anche l'attaccante argentino. Giallo che costa caro al numero 9 che a 2 minuti dal 90esimo si becca la seconda ammonizione per proteste lasciando i suoi con l'inferiorità numerica. Nonostante ciò al 94esimo Nardi pesca il jolly dalla panchina gettando nella mischia Gonzales al posto di Truglio e il neoentrato diventa subito protagonista quando 10 secondi dopo il suo ingresso è lesto a riprendere la conclusione volante di Genovese finita sulla traversa e di testa a mettere alle spalle di Di Pane il pallone che regala ai suoi l'1-1. Per Gonzales è la prima rete in maglia rosanero, un punto che alla fine sorride alla Torrenovese che si conferma al secondo posto in classifica con 8 punti e interrompe la striscia di 3 vittorie di fila della capolista che viene agganciata al primo posto dalla Promende a quota 10. Sarà un girone B sicuramente interessantissimo, vedremo come andrà a finire proprio al termine della stagione. Certamente in questo momento Rocca Acquedolcese e la stessa Torrenovese sono tra le 2 squadre più interessanti. Voltiamo pagina e parliamo del girone C. Anche in questa occasione, quarta giornata, questi gli incontri disputati. Città di Calatabiano Lavinaio 0-0, FC Motta batte Gimminica Sport 2-0, Leonfortese batte Ciclope Bronte 2-0, Atletico Nissa batte Mister Bianco 1-0, Atletico 1994 batte Armerina 2-1, Belpasso batte Don Bosco 2000 1-0 ed infine Realaci batte San Gregorio 5-1. Fa piacere vedere in questo girone C squadre importanti come il Realaci, la stessa FC Motta oppure la Leonfortese. Tra l'altro Leonfortese guidata da Gaetano Mirto, che è sicuramente un nome storico tra gli allenatori siciliani. Una Leonfortese che comunque è anche vero che nessuno ti regala nulla e i campionati poi bisogna giocarli e vincerli. La Leonfortese ha un'ottima storia, un buon blasone, però il campionato di promozione è difficile, ogni partita nasconde delle insidie. La Leonfortese probabilmente è la squadra favorita per vincere il campionato, c'è Mirto, ci sono ottimi giocatori in quella squadra come l'attaccante Meta. Sono i favoriti, però come dicevi anche tu poco fa, ogni partita è una guerra calcistica, quindi anche lì ci sarà molto da sudare. Assolutamente, così come ha sudato soprattutto nella prima parte l'FC Motta, però poi alla fine vittoria importantissima e meritata per la squadra di Di Maria. La vittoria 2-0 contro la Gimmica Scordia. Guardiamoci il servizio. La gara valevole per il campionato di promozione Girone C, si affrontano l'FC Motta 2011 e lo Scordia. Tutto pronto, partiti! La fase offensiva dell'FC Motta ancora con Cucè, poi il numero di Sinatra, la riscodella verso il centro, vuole il movimento e la conclusione. Ancora insiste l'FC Motta a destra, pallone verso il centro e poi ha provato il tap-in Ferlito. Secondo corner. Una partita per i padroni di casa, ancora corto per Luca,
che prepara bene il traversone, colpo di testa di Giaccone, poi la palla ancora lì, e arriva il vantaggio dell'FC Motta. Tanto Giaccone se la rischia un po', c'è Rizzotti che perde il contrasto perché Giaccone ha recuperato nel frattempo dopo una defiance difensiva che poteva costare caro. Alla fine parte Favara a giro, blocca sicuro Gulisano. Occhio a questo calcio di punizione Sinatra verso il centro e Luca, la buona posizione, non riesce a trovare la porta. Buono il numero da parte di Sinatra che la mette in mezzo, il pallone resta lì, Ruggeri all'indietro, c'è Oliveri, conclusione. Rimessa laterale già battuta, c'è Sinatra. Controlla bene il pallone, poi sguscia con un guizzo pazzesco, prova la conclusione forte sul primo palo. Poi Sinatra riesce a rubare via il pallone, scappa il numero 20 e poi rientra sul sinistro, prova la conclusione. In avanti il pallone per Ferlito che salta secco un avversario, c'è Ruggeri in area di rigore, anticipato. Pallone verso il centro e il colpo di testa. Ancora Luca nello stretto, poi Pace da lontano, palo clamoroso, palo interno colpito da Pace con un volée di destro di prima intenzione, poi l'intervento di Cannata ancora sottile e solo in aria e sbaglia di pochissimo. Occhio a Luca, subito dentro, è buono il movimento anche stavolta di Sottile, posizione regolare, Sottile entra in area di rigore, poi va col mancino, una finta, rientra, esterno della rete. Rapidissima l'azione di contropiede del Motta, ancora D'Arrigo, appoggio dietro per Luca, cerca e trova Maisano, le finte di Maisano che rientra, prova a piazzarla col destro e firma il 2-0 per l'FC Motta 2011. Motta batte Scordia 2-0, le reti nel primo tempo di Ruggeri all'11° e al 5° minuto di recupero della ripresa il raddoppio firmato Maisano. È tutto, alla prossima! Altra squadra che in questo momento occupa la prima posizione in questo girone C del campionato di promozione è il Real Aci. Vittoria importantissima, secca, determinata e sicuramente meritata. 5-1 contro il San Gregorio. Guardiamoci il servizio. Dopo i primi 20 minuti di studio è il Reale che si fa vedere per primo in attacco. Bellocchi, rinvia lungo, svetta più alto di tutti Provenzano, pallone finisce a Zagami che allarga di prima intenzione in direzione di De Carlo. De Carlo di prima per Mongelli, Mongelli di tacco ancora per De Carlo in aria, all'indietro per Zagami, 1-0 Real, Zagami, salvo Zagami, ancora lui contro il San Gregorio. Dopo il gol di Coppa, anche in campionato a segno, è la prima rete stagionale in campionato per Salvo Zagami. Cerca di cogliere il momento favorevole il Real. Calcio d'angolo di Garozzo, svetta più in alto di tutti Pennisi e 2-0 Real. Tancredi Pennisi, prima rete stagionale per il difensore acese. 39° minuto, De Carlo batte la rimessa lunga in direzione di Mongelli che supera in velocità Nicolosi. Nicolosi prova ad attaccare Mongelli, Mongelli resiste alla carica di Nicolosi, è in aria, la mette dietro per Garozzo e 3-0. Lele Garozzo, secondo gol consecutivo per Lele Garozzo che aveva già deciso l'incontro contro il Lavinaio. Calì in profondità per Sanné, Sanné in aria, Sanné in scivolata di sinistro e 3-1. Sanné accorcia le distanze per il San Gregorio che prova a crederci. Si appoggia su Garozzo, Garozzo il tiro, respinto, ancora De Carlo d'esterno. Enrico De Carlo, 4-1 Real Aci. Secondo gol al San Gregorio dopo quello in Coppa e primo gol in campionato. Riammiriamo questo splendido esterno destro. Real Aci che continua a pressare alto e mette in difficoltà gli avversari. Nicolosi all'indietro per Carluccio che sbaglia il controllo, Garozzo ne approfitta, Garozzo, Lele Garozzo, il pokerissimo e la doppietta personale per il numero 11 Granata. È l'ultima emozione della partita, un Real Aci convincente, batte 5-1 il San Gregorio e tiene il passo di Motta e Leonfortese in vetta alla classifica, preparandosi così nel migliore dei modi al big match di domenica contro il Belpasso. Noi quando attacchiamo siamo in possesso palla e i miei esterni quindi diventano per me attaccanti, dunque siamo una squadra che si propone con 5-6 persone in avanti, dunque
è una cosa che per il momento sta andando bene, infatti non possesso palla ci muoviamo abbastanza bene e dunque per ora continuiamo così. Allora, noi abbiamo una squadra simpatica, come dico ai ragazzi e anche alla società. E sicuramente abbiamo delle squadre importanti come il Motta, la Leonfortese, il Belpasso, che sono squadre che sicuramente hanno attrezzato delle squadre importanti. Noi sicuramente potremmo dire la nostra e poi alla fine del campionato vediamo dove arriviamo. Beh, hai detto bene della Leonfortese, però non dimentichiamoci neanche della Real Aci. Che dici? E dell'FC Motta? Il Real Aci e il FC Motta sono buone squadre, però io penso che la Leonfortese sia la favorita, anche se poi durante un campionato ci possono essere degli alti e bassi e se la andranno a giocare. Il campionato è di buon livello, quindi alla fine la differenza sarà poca. Vedremo come andrà a finire anche in questo girone C e adesso parliamo del girone D. Parliamo del girone D, subito i risultati. Nuova Città di Gela batte Scicli 2-1, Megara batte RG 2-0, Città di Avola Frigentini 1-1, Pro Ragusa batte Città di Canicattì 2-1, Club Calcio Vittoria batte Mazzarone 2-1, Modica batte Priolo Gargallo 5-0, Sporting Eubea Città di Comiso 1-1. In classifica abbiamo meritatamente al primo posto attualmente la squadra di Gela, la Nuova Città di Gela con 10 punti, a seguire il Frigentini ed il Città di Comiso con 8 e poi a seguire ancora Mazzarone e Megara con 7. Beh, il Gela vuole ritornare. Allora, sta ritornando secondo te? A Gela ci sono 3 squadre. Questa è la squadra che si trova in questo momento come categoria più alta. Più alta. Che è questa Nuova Città di Gela. Poi c'è anche quella in prima che comunque... Poi c'è quella in prima che è quella di Alabiso, se non sbaglio. Quindi anche lì ci sono 3 squadre, c'è un'altra in seconda categoria. In questo momento la Nuova Città di Gela è prima in classifica, ci sono ragazzi interessanti, stanno giocando abbastanza bene. Aiuta il blasone? Aiuta? Il blasone aiuta, però quello che conta secondo me è il lavoro quotidiano. E a Gela sanno lavorare sia con i settori giovanili sia anche con i ragazzi che vengono da fuori. Gela storicamente è stata sempre un'ottima piazza, quindi ha fatto Lega Pro, ha fatto Serie C1, Serie C2 ai tempi, quindi da lì escono sempre buoni giocatori. Anche noi in squadra abbiamo 4 ragazzi di Gela che sono importanti sia sotto l'aspetto umano sia sotto l'aspetto tecnico-tattico, quindi io i ragazzi di Gela li conosco bene e ho avuto sempre ottimi ragazzi. Sta lavorando sicuramente molto bene anche il Mazzarone, dal punto di vista societario la squadra sicuramente sembrerebbe veramente di categoria superiore, però è anche vero che poi sul campo attualmente i risultati non vanno certamente bene. Una sconfitta contro un Vittoria che a sua volta anche lui vuole ritornare nel calcio che conta. Questo girone della promozione è abbastanza importante, ci sono squadre storiche, c'è il Vittoria, c'è il Comiso, c'è lo Sporting Eubea, ci sono 5-6 squadre di ottimo livello, quindi sarà lottato fino alla fine. Anche lo stesso Vittoria, come dicevamo, ha preso Mazzullo allenatore, ha buoni giocatori. Sarà difficile quest'anno vincere quel girone, però alla fine io penso che sia il Gela che anche il Mazzarrone uscirà fuori sicuramente. Guardiamoci la partita appunto tra Club Calcio Vittoria 2-1 contro il Mazzarrone. Bentrovati con il campionato di promozione. Il girone D siciliano vede per la 4ª giornata la sfida tra Vittoria e Mazzarrone, con la formazione ospite reduce dal pari per 1-1 contro il Megara Augusta. Arbitra la partita il signor Elio Nunzio Maria Salerno di Catania, Marco Rocco Bene di Enna e del Virarizzo della medesima sezione. Gli assistenti: parte forte e parte con il vantaggio il Vittoria, che sblocca il risultato al secondo minuto. Diouf batte Parla Bene con il piattone destro, ma al 13° la reazione del Mazzarrone di immediata dalla destra, il tentativo di sfondamento, il pallone all'indietro, Majorana stoppa e conclude. È 1-1, tutto da rifare in appena 13 minuti. Botta e risposta tra Vittoria e Mazzarrone. 18° ancora gli ospiti con Incardona che tenta la conclusione, Mancina, pallone che va a sibilare il palo. 23° calcio di punizione, ancora Incardona il protagonista, la rincorsa, la finta del compagno, il suo Mancino che va a sibilare l'incrocio
calcio. Al 30esimo la beffa per il Mazzarrone in questo primo tempo, il calcio di punizione viene deviato. Diouf va ad incorniciare una prestazione da migliore in campo con la doppietta che a fine primo tempo dice vittoria 2, Mazzarrone 1. Le due formazioni vanno allora così, con questo risultato negli spogliatoi. Il gol in apertura dell'attaccante della Vittoria viene pareggiato da Majorana al 13esimo e poi ancora una volta Diouf a trovare il gol del 2-1. Partiamo col film del secondo tempo. Al 52esimo punizione di Incardona, Puglisi di testa mette fuori, escono La Mastra e Di Rosa, entrano Gentile e Lupica. Al 60esimo ancora cambi per il Mazzarrone con Milazzo per Napolitano. L'obiettivo degli ospiti è quello del pareggio, nuovo tentativo al 65esimo, azione ben manovrata, poi Dinora dalla destra mette dentro per Majorana, il tentativo va a stamparsi clamorosamente sul palo, cambio ancora per il Mazzarrone, entra Oro, esce Balla Marana. Al 90esimo palla di Puglisi che cerca il traversone in area di rigore, Milazzo cerca la conclusione, incredibilmente anche in questo caso il Mazzarrone spreca nel recupero, occasione per il Vittoria di chiudere definitivamente i conti, non riesce però Camarà perché gli sbarra la strada, parla bene, ancora tempo per vedere qualcosa. 94esimo il tentativo mancino di Diouf va sul fondo, triplice fischio al comunale di Mazzarrone, si impone il Vittoria di misura per 2-1. Sarà dunque un campionato di promozione molto intenso, tutti e 4 i gironi rappresentano sicuramente obiettivi importanti per molte società, però poi alla fine ci vorrà il gruppo, ci vorrà un allenatore che legge bene le partite, ci vorrà soprattutto qualche presidente disposto anche a sborsare per qualche nome importante. È tutto un insieme di cose. La cosa più importante è il gruppo squadra e insieme al gruppo squadra ci deve essere una società stabile, unita, combatta. Noi alla Nissa non ci possiamo lamentare, anzi il gruppo squadra sta bene perché abbiamo un grande presidente, abbiamo una grande società che non ci fa mancare nulla. Noi per quanto riguarda lo staff dobbiamo pensare solo a lavorare e a fare bene, giorno dopo giorno. Io chiedo tanto ai miei giocatori, chiedo tanto sacrificio e ti posso dire che i ragazzi stanno lavorando bene, i risultati ti stanno venendo. Ci sarà qualche momento in cui ci sarà qualche partita che si perderà. Ci può anche stare, ci può anche stare. In tutte le categorie, a tutti i livelli. E lì io sono sicuro che ci faremo trovare pronti, ci faremo trovare combatti, ci faremo trovare uniti e la società ci starà vicina. Quindi vincere è difficile, però per arrivare alla vittoria ci vuole lavoro quotidiano. Assolutamente. Prima di salutarci con Angelo Bognanni, guardiamo subito il rullo con i risultati del campionato di prima categoria.
Passiamo dunque ai saluti, abbiamo concluso questa puntata di Penalty che ritorna qui in diretta su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, ogni martedì a partire dalle ore 21. Prima parte con il presidente Arialdo Giammusso, seconda parte con l'allenatore della Nissa Angelo Bognanni, a cui però una domanda un po' personale voglio fare, perché è chiaro che quando un allenatore si espone in un campionato di eccellenza viene spesso e volentieri criticato, ed è anche giusto che sia così, no? Perché poi bisogna sentire le cose belle e le cose brutte. Qualche critica nei tuoi confronti spesso e volentieri l'ho anche pure sentita, però io dico sempre bisogna dare coraggio e disponibilità alla nuova leva. Non bisogna pensare sempre ai soliti nomi, bisogna sempre pensare invece che esistono nuove realtà, nuovi personaggi, nuovi allenatori che vogliono anche rischiare e metterci la faccia. Ettore, è bello quello che tu mi chiedi. Allora, a me piace dire solo una cosa, io ho 36 anni, alleno da 11 anni consecutivamente, tra promozione e gli ultimi 5 anni in eccellenza. Mi sono dimesso solo una volta. Ho sempre raggiunto gli obiettivi della società. E fai bene, un allenatore non si deve mai dimettere. No, perché ho sempre raggiunto gli obiettivi della società. Anzi, dove c'è da dimostrare, da lavorare, io ci metto sempre la faccia, come ho fatto anche in passato. Le critiche, a me, se ci sarà qualche momento negativo, la piazza se la deve prendere con me, i ragazzi li deve lasciare tranquilli. Ripeto, io è da 11 anni che alleno, Bognanni è giovane, ma Bognanni ha già 11 anni di esperienza avete sentito alle bene, spalle. No? Io alleno da 11 anni, quindi vuol dire che ho lavorato. Assolutamente. Voglio lavorare. Conosco e ho letto il tuo percorso. Ringrazio le persone che mi hanno dato fiducia. Certo. Io ho lavorato anche all'estero, ho collaborato con società professionistiche di Serie A, quindi vuol dire che un po' d'occhio ce l'hanno. Detto questo, non ho fatto nulla, ho una grande strada che percorro davanti a me. Anche la mia vita privata l'ho adattata secondo la mia scelta, perché io pur di continuare questo percorso ho messo da parte tanti sacrifici. Ho messo da parte anche la mia famiglia, la mia ragazza che mi sta lontano, quindi voglio continuare questo percorso. Ringrazio gente come Arialdo Giammusso che ha scommesso su di me e penso che stiamo portando avanti i risultati. Ringrazio tutti i presidenti che negli anni dicevano Bognanni è giovane, ma Bognanni lavora, i risultati li porta. È vero, quindi, è vero. Come dico io, la realtà è il campo. La realtà è il campo. Là, solo il campo poi i ragazzi, decide. quando hai dei rapporti con i ragazzi giorno dopo giorno con il gruppo cosa fa? Ti pesa, vede subito. Se vede che sei competente, se vede che gli dai il sta cuore, dalla tua parte. Fanno la guerra per me. E questo è successo in tutti gli 11 anni, tranne in un anno che mi sono dimesso, ma per problemi societari in cui io e 7-8 giocatori ce ne siamo andati. Si parla del 2016-2017. Per il resto ogni anno raggiungo l'obiettivo della società. La tua strada è lunga, però la tua determinazione è considerevole, per cui ti aiuterà tantissimo a raggiungere i tuoi obiettivi. Chi mi conosce lo sa, davanti a me c'è solo il lavoro. Io arrivo all'allenamento alle 3, io all'1 sono al campo, l'allenamento finisce alle 5:30, io esco dal campo alle 8. Questo è il lavoro per me. Questi sono sicuramente le cose più belle che un allenatore e chi sta vicino a me, chi ha lavorato con me lo sa. Solo qualcuno che è in malafede può parlare male di me. Poi i risultati possono essere un insieme di cose, un rimbalzo, una palla, una svista. Il risultato è poi... Ma il lavoro è quello che si vede. Complimenti, in bocca al lupo allora per la stagione, speriamo di rivederci presto anche qui a Penalty. Grazie a voi, a disposizione, un saluto a tutti i tifosi della Nissa, un saluto a tutti quelli che ci tengono a noi. Tra l'altro giocate in casa domenica, pertanto accorrete in massa. Domenica giochiamo in casa di nuovo col Pro Favara, in questo momento siamo al vertice della classifica, abbiamo vinto l'andata della partita di Coppa, che è una cosa importante che il Presidente e la società ci tengono. Ci auguriamo di più la presenza del pubblico che sta incominciando a rispondere abbastanza bene. Tutti insieme siamo ancora più forti. Bene, grazie ad Angelo Bognanni, noi adesso ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento naturalmente a martedì prossimo con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.